Né censure, la tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Di nuovo in onda con la rassegna stampa di Giulio Cainarca. Buon lavoro. Grazie a Federico Borsari, come sempre ottimamente in regia. Buona giornata Federico e un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori che sono appunto in attesa delle notizie del giorno che arrivano subito dopo aver ricordato il nostro sito radiolibertà.net e la pagina Facebook di Radio Libertà dove avete il palinsesto della giornata. In primo piano, sull'agenzia ANSA di stamani, prima di andare ai quotidiani come al solito, diamo una scorsa all'ANSA, il via libera al disegno di legge Nordio, la riforma della giustizia, cancellato l'abuso d'ufficio, il ministro Nordio ha rassicurato nessun vuoto di tutela, il nostro arsenale è il più agguerrito d'Europa e ovviamente nessun bavaglio alla stampa. Parte della stampa dice l'esatto contrario, come poi vedremo. Il vice premier Tajani aggiunge: Berlusconi sarebbe stato soddisfatto dalla riforma della giustizia. Giorgia Meloni sulla stessa scia, il massimo impegno e il modo migliore per ricordare Silvio. Il ministro dello sport Abodi annuncia che la visibilità delle penalizzazioni nelle classifiche verrà stabilita solo dopo che le sentenze sono passate in giudicato, non prima. Il naufragio dei migranti in Grecia, possibili fino a 600 morti. La Guardia Costiera greca ha fatto sapere scarse le speranze di trovare superstiti. Contattati martedì, fanno sapere invece fonti italiane, abbiamo allertato i greci. Domani riunione con i paesi dell'Unione Europea. La barca era partita vuota dall'Egitto e poi in Libia. La Banca Centrale Europea i tassi al 4% e annuncia un nuovo aumento dei tassi. La decisione del Consiglio di amministrazione, il board della Eurotower, cioè della BCE. Riviste leggermente al ribasso le stime sulla crescita per quest'anno e per il prossimo. Tassi al 4% non è poca roba per chi è impegolato in mutui e affini e finanziamenti. A proposito di Europa, Gentiloni, il commissario europeo all'economia, l'ex premier italiano del PD, sulla terza rata del PNRR, la risposta arriverà entro fine mese, è attesa la valutazione in corso della missione a Roma. Mentre a Roma, appunto, positivo ai cannabinoidi il 20enne alla guida. Nello scontro è morto un bambino, come sapete, e appunto si è anche scoperto che il soggetto che era alla guida aveva pure assunto sostanze stupefacenti. È stato il tizio al volante, il ragazzo al volante, l'omicidio stradale. Un testimone dice: filmavano anche dopo lo scontro. Commenta Salvini, via la patente per sempre. In Finlandia accordo di governo con l'estrema destra, una coalizione a 3 partiti. Elon Musk ha incontrato Giorgia Meloni, parlando anche di natalità e rischi dell'intelligenza artificiale. Il numero 1 di Tesla, Twitter e SpaceX ha parlato per 1 ora e mezza con Giorgia Meloni. Aveva incontrato precedentemente anche il ministro Tajani, ottenuti embrioni umani sintetici con cellule staminali, lo ha rivelato il Guardian su un annuncio dell'Università di Cambridge e Caltech, poi vedremo qualche commento, per ora ce ne sono pochi, e sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, l'Emilia Romagna al governo chiede quasi 9 miliardi di euro di danni per l'alluvione. Ed è pressing per la nomina del commissario. Il vice ministro Bignami frena, bisogna prima capire le cifre. A un mese dall'alluvione l'ANSA ripropone le immagini di quei giorni e di oggi. Per lo scontro tra treni in Puglia, 2 condanne, 14 assoluzioni. E l'Ucraina, avanziamo nonostante la forte resistenza russa, fa sapere il Ministero della Difesa ucraino, conquistati 3 chilometri nell'area di Bakhmut in 10 giorni. Su Repubblica oggi vedremo invece un articolo interessante sul fatto che non si è mai fermato anche sotto la guerra il commercio di uteri in affitto in Ucraina. La gestazione per altri. L'auto in un dirupo vicino a Ventimiglia, 3 i morti.
Papa Francesco sarà dimesso oggi dal Politecnico, Berlusconi è stato cremato, l'urna rientra ad Arcore e le ceneri riposte nel mausoleo a Villa San Martino. Elly Schlein annuncia: non partecipiamo alla beatificazione, 3 giorni di lutto nazionale sono una fortuna, dice la segretaria del Partito Democratico. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA, c'è anche la commozione, gli abbracci e la partecipazione al dolore per la scomparsa di Francesco Nuti da parte degli amici dello spettacolo e dei tifosi della Fiorentina. Tanti abbracci alla figlia e ai parenti. Matteo Messina Denaro invece voleva uccidere la nonna di sua figlia. Emergono contrasti familiari con la mamma della ex compagna. La fondamentale notizia chiude la prima pagina dell'agenzia ANSA, l'home page dell'ANSA di stamani. Prima di andare ai quotidiani vi segnalo, tra le varie testate online, un articolo di Antonio Pagliano sulla questione della riforma della giustizia, o meglio del disegno di legge giustizia presentato ieri dal governo. L'abuso d'ufficio, le intercettazioni, le misure cautelari, la riforma parte bene, ma manca la parte del processo. A volte si assiste a giri e ritorni, per quanto l'approdo in Consiglio dei Ministri della mini riforma della giustizia penale fosse calendarizzato da tempo per ieri. Certamente è una coincidenza evocativa che sia accaduto proprio a ridosso della scomparsa di Silvio Berlusconi, il simbolo dell'antigiustizialismo. Peraltro, lo stesso ministro Nordio ha dichiarato alla stampa prima che iniziassero i lavori che in qualche modo questo era anche un omaggio a Berlusconi, ma al di là delle cose di colore e di contorno, nella bozza di riforma ci sono la cancellazione dell'abuso d'ufficio, la riduzione ai minimi termini del traffico di influenze, un ulteriore rafforzamento ai limiti alla pubblicazione dei contenuti delle intercettazioni, l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento per una serie di reati minori. L'avvocato Pecorella dice si poteva su questo essere più coraggiosi, come vedremo in un'intervista, e prevederle anche per reati più pesanti. E poi la riscrittura delle regole di applicazione delle misure cautelari, carcere o domiciliari, con l'introduzione della necessità di avvertire l'indagato almeno 5 giorni prima dell'esistenza di una richiesta di arresto per poter rendere un interrogatorio. Contro il disegno di legge, manco a dirlo, si è elevato il grido dell'Associazione Nazionale Magistrati, mentre dall'altra parte il ministro Nordio ha messo in chiaro di non voler ascoltare critiche provenienti dai suoi ex colleghi. Anzi, Nordio ha detto di considerare queste critiche inammissibili in ossequio alla separazione dei poteri, ricordando come sia patologico che in Italia molto spesso la politica ha ceduto alle pressioni della magistratura sulla formulazione delle leggi. Premesso con chiarezza, scrive oggi sul sussidiario.net Antonio Pagliano, che sarebbe solo un bene per il Paese se la magistratura non interferisse sul dibattito pubblico per l'approvazione delle leggi, così come la politica dovrebbe rispettare le sentenze senza buttarla in caciara ogni volta che c'è una condanna, sarebbe auspicabile se si riuscisse a ristabilire un adeguato contegno istituzionale da parte di tutti i protagonisti. In democrazia la politica non deve in alcun modo individuare nella posizione critica di categorie professionali un'interferenza indebita. Per quanto riguarda il progetto di riforma, luci e ombre, secondo l'analista di sussidiario.net, di certo si offre il progetto di legge alla consueta obiezione di metodo. La giustizia necessita riforma, ma nell'interezza, con una prospettiva di sistema. Anche stavolta invece si ha l'impressione che si sia seguito l'umore della piazza. Dire che l'obiettivo è fare del processo un luogo di accertamento della verità è certamente cosa buona e giusta, ma per realizzarla occorre molto altro rispetto a quello che si è messo in cantiere. L'abolizione dell'abuso d'ufficio è una bandiera, commenta Pagliano. Le modifiche del 2020 hanno già contenuto gli abusi che hanno caratterizzato la giurisprudenza dagli anni 90 in poi. Condivisibile la riduzione del perimetro del diverso reato di traffico di influenze, la cui tipicità spesso ha vacillato nel momento dell'applicazione. Se in Parlamento la proposta verrà approvata, per essere punibile, il mediatore dovrà sfruttare intenzionalmente le relazioni col pubblico ufficiale, che dovranno essere esistenti e non più solo asserite. L'utilità data o promessa dovrà essere poi economica, non basterà più uno scambio di favori non monetizzabile.
Al contempo la condotta sarà punibile solo se il versamento avrà lo scopo di remunerare il pubblico ufficiale in relazione all'esercizio delle sue funzioni. Finora invece bastava che l'utilità costituisse il prezzo della mediazione, cioè la ricompensa per il mediatore, anche senza essere diretta al destinatario finale. Condivisibili anche i limiti alla pubblicazione di intercettazioni, scrive ancora su sussidiario.net Antonio Pagliano commentando il disegno di legge di riforma della giustizia parziale, la mini riforma insomma presentata ieri dal governo. Francamente anche qui l'intervento di 2 anni or sono però era già adeguato. Il divieto di pubblicazione anche parziale si estende a qualsiasi dialogo che non sia stato riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato in dibattimento. La bozza del disegno di legge, sono 8 articoli, prevede che quando il pubblico ministero chiede la custodia cautelare in carcere, ma non le misure più lievi, a decidere sarà l'ufficio del giudice per le indagini preliminari in una inedita composizione collegiale, cioè con 3 magistrati invece di uno solo. La novità non entrerà in vigore subito perché non sfugge a chiunque frequenti i tribunali che avrebbe messo in crisi l'organico già carente. E ancora, prima di disporre qualsiasi misura, servirà procedere all'interrogatorio dell'indagato, notificandogli l'invito almeno 5 giorni prima di quello fissato per la comparizione. Questo non vale se sussistono esigenze cautelari da pericolo di fuga o inquinamento delle prove o reiterazione di reati gravi, mafia, terrorismo, violenze sessuali, stalking o commessi con l'uso di armi e altri mezzi di violenza personale. La rilevanza concreta sarà contenuta e la nuova garanzia riguarderà i reati principalmente dei colletti bianchi. Infine, il disegno di legge prevede il divieto al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, ovvero quelli senza udienza preliminare. Anche qui scarsa incidenza pratica, maggior valenza simbolica. Fatte le somme, insomma, ci dice il commentatore di sussidiario.net, è una mini riforma della giustizia dettata più da esigenze simboliche che non pratiche e di contenuto. E il giudizio non viene certo da una fonte ostile alla maggioranza attuale. In ogni caso, lasciamo il tema, andiamo a un'altra notizia che invece compare su Start Magazine, notizie e commento su Alitalia, l'infinito tormento per le tasche anche dei contribuenti, non solo per quelle dei viaggiatori, e non solo per le tasche, ma anche per tutto il resto. Comunque Alitalia, prima tegola giudiziaria per la società Ita Airways. Per il Tribunale del Lavoro di Roma, Alitalia Ita, del passaggio da Alitalia alla nuova Ita, ci fu cessione di ramo d'azienda. Questo farebbe scattare il reintegro ex articolo 2112 del Codice Civile, cioè mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda. Questo significa che gran parte dei 3.400 esuberi potrebbe adesso fare causa. Staremo a vedere. Da Start Magazine passiamo ad Atlantico Quotidiano. Vi segnalo un articolo qui di Marco Ugo Barsotti dedicato al mondo online e al controllo sociale, una pericolosa affinità fra la Cina e le big tech americane. Stessa concezione dell'umanità, quella di individui che possono essere misurati in tutto e chi controlla i dati può cercare di determinare i comportamenti, scrive Barsotti su tempi.it. Il puntuale articolo di Leone Grotti che ci porta in luoghi che non conosciamo o dimenticati, nei quali però succedono cose molto gravi, villaggi attaccati, preti rapiti, uccisi. La Nigeria, che non è poca roba, è un paese enorme nel continente africano, è nel caos. Soltanto nell'ultima settimana 21 cristiani sono stati uccisi nello Stato africano. Un prete cattolico è stato rapito, un altro assassinato. Le richieste sono che il nuovo governo nigeriano intervenga. L'insediamento del nuovo presidente, Bola Tinubu, non ha portato cambiamenti finora sul fronte della sicurezza in questo immenso paese in costante, strepitosa crescita demografica, in questo paese africano dal quale provengono anche tanti immigrati e sempre più ne proverranno secondo i conti anche molto elementari. Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Come sempre iniziamo da Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica della Conferenza Episcopale Italiana. Strage in mare, shock, forse 600 morti con 100 bimbi, naufragio nell'Egeo, rimpallo di responsabilità fra Italia e Grecia, soccorsi tardivi, sgomento e preghiera di
Papa Francesco. L'articolo di fondo invece di spalla rispetto al titolo medio alto è dedicato allo sfacelo educativo derivante dalla vicenda del giovane youtuber romano che in un video proclama esaltato al mondo il proprio entusiasmo per aver noleggiato la Lamborghini che poche ore dopo si schianterà contro una Smart, causando la morte del piccolo Manuel di 5 anni a Roma. Scrive Eraldo Affinati, questa è la dimostrazione più lampante dello sfacelo educativo in cui siamo tutti coinvolti. Insomma, tutti sarebbe un po' esagerato, però certamente è un segnale importante di come siamo combinati male. Comunque, rissa sulla giustizia, invece l'altro titolo a centropagina a proposito del primo Consiglio dei Ministri post Berlusconi e della mini riforma della giustizia di cui abbiamo già detto. E con questo lasciamo la prima pagina di Avvenire, andiamo a vedere il Corriere della Sera, che dedica il titolo principale a questa questione, la riforma della giustizia, la tensione fra Nordio e i magistrati, l'attacco di Ellis Line, la stretta sulle intercettazioni, la cancellazione dell'abuso d'ufficio. La BCE alza ancora i tassi e poi Forza Italia, Tajani sarà reggente, ritorna anche Gianni Letta a qualche ruolo di primazia. A Roma i 5 youtuber e il piccolo ucciso, il guidatore positivo alla droga e la strage di bimbi sul barcone, il caso dei mancati soccorsi. Fatto Quotidiano fa il suo titolo sulla resurrezione di Berlusconi. È già risorto. Naturalmente questo dedicato alla schiforma Nordio, la riforma della giustizia targata Nordio per vendicare Berlusconi. La originalissima lettura del Fatto Quotidiano. Il governo Meloni abolisce l'abuso d'ufficio, favorisce le latitanze, imbavaglia la stampa, silenzia le toghe, scuda Mediaset, niente po' di meno. Insomma, da una parte è giudicata una mini riforma, dall'altra il Fatto invece la giudica come un disastro epocale. Ci sarà una via di mezzo tra le due cose. Comunque la RAI appalta le video esequie al Biscione, parla l'ex magistrato Robledo, lutto nazionale soltanto per chi serve lo Stato, dunque in questo caso è fuori luogo per Silvio Berlusconi. Appurato questo, anche questo è di fondamentale importanza, in taglio alto sopra la testata la frase del giorno del Fatto Quotidiano: Grecia, strage di migranti in mare, 600 morti di cui 100 bambini soccorsi in ritardo, l'analista dice è la risposta di Haftar all'accordo Meloni-Tripoli. Insomma, vuoi vedere che è colpa della Meloni? In qualche modo. Ricompare Giuseppe Conte, la destra canonizza Berlusconi e ignora chi soffre. Sabato scendiamo tutti in piazza, dice l'avvocato del popolo, il già avvocato del popolo. L'Unione Europea vuole la guerra mondiale, subito l'Ucraina nella NATO, dicono non poche voci nell'ambito dell'Unione Europea, e poi il governo Melusconi, il titolo dell'articolo di Marco Travaglio. Lasciamo il Fatto, andiamo a vedere il Giornale. Adesso con una certa calma il giornale verrà caricato dalla nostra edicola, ci arriviamo. La prima pagina del giornale è dedicata alla giustizia, ora si cambia, il cavaliere vince ancora, è il titolo del quotidiano diretto da Augusto Minzolini, come a dire Berlusconi avrebbe approvato la riforma. Del resto è la stessa Meloni che ha detto la riforma la facciamo in nome di Silvio Berlusconi, cancellato il reato d'abuso d'ufficio, a soluzioni inappellabili, stretta sulle intercettazioni, poi vedremo il riassunto della riforma fatto da Felice Manti in primo piano sul giornale. Berlusconi e il berlusconismo è il titolo dell'articolo di fondo firmato da Augusto Minzolini. Berlusconi, come del resto faceva anche Bossi, amava spiegare la politica con schemi tracciati con la penna su un foglio di carta bianco. In uno degli ultimi colloqui che ho avuto con lui descrisse gli scenari futuri. Giuseppe Conte in fondo è un buon uomo, aveva detto Berlusconi a Minzolini. Mi ha detto che fino alle europee andrà da solo, ma poi in un modo o nell'altro dovrà allearsi col PD. A quel punto, mettendo insieme quei mondi e tutto il resto, la differenza tra centrodestra e centrosinistra sarà di 2-3 punti al massimo. Bisognerebbe portare da questa parte Renzi, ma è un pazzariello, per cui l'unica strada è rafforzare Forza Italia, aumentare i suoi voti, portarla a 2 cifre. Non era difficile questa analisi, no?
E sempre dalla prima pagina del giornale, il governo punta sull'alta tecnologia, l'high tech. Giorgia Meloni ha incontrato il marziano Elon Musk a Roma. A sorpresa, segreta e improvvisa, la visita di Elon Musk nella capitale d'Italia. Musk ha incontrato dapprima Tajani, poi Giorgia Meloni. L'uomo più ricco del mondo si fa intervistare anche da Nicola Porro. L'Italia sta scomparendo, servono politiche fiscali contro la crisi demografica e la crisi storica delle nascite. E poi ancora da cretini a giovani assassini, lo youtuber al volante era drogato, bambino ucciso a Roma. Scontro fra treni in Puglia, morirono 23 persone, 14 assolti, pagano soltanto i ferrovieri, scrive il giornale. Dal giornale passiamo al quotidiano nazionale, Giorno Nazione, Resto del Carlino. Il fototitolo di primo piano è sul bambino ucciso a Roma, ucciso per un like. Il SUV Lamborghini travolge una Smart, ucciso un bambino di 5 anni. Alla guida uno youtuber impegnato in una sfida per i social. Altra notizia luttuosa, l'ecatombe in mare. Morti 600 migranti, le ceneri di Berlusconi a Villa San Martino e in Forza Italia Tajani sarà il traghettatore. Poi c'è il governo che riforma la giustizia, dice il ministro Nordio, dispiace che non ci sia Silvio. Il Mattino di Napoli, lo vediamo subito, dedica l'apertura a un fatto sportivo, è Garcia il nuovo allenatore del Napoli, Rudy Garcia. De Laurentiis ha scelto il tecnico francese che torna in Italia dove ha già allenato la Roma per poi tornare in Francia. E le baby gang imitano i terroristi dell'ISIS, questo a Napoli. SOS dei PM del Tribunale dei Minori di Napoli. Questi ragazzi napoletani sono attratti dal sangue e imitano i terroristi dell'ISIS in questo caso perché è un modello molto efficace. Nei contenuti dei cellulari sequestrati alle baby gang napoletane emergono file terrificanti, dicono i magistrati, molti dei quali contengono video di violenza efferata, a cominciare dalle esecuzioni sommarie fatte dai combattenti dell'ISIS, dello Stato Islamico, e dagli sgozzamenti e dalle altre forme di atrocità targate Stato Islamico. Un ottimo modello per i giovani napoletani, secondo la Procura dei minori, per i giovani appartenenti alle baby gang, cioè già criminali o criminaloidi, mentre l'incidente di Casalpalocco è in primo piano sul Tempo di Roma. È risultato positivo alla cannabis. Il conducente della Lamborghini coinvolta nello scontro in cui è morto il bambino di 5 anni sulla Smart investita dal SUV, una vicenda sulla quale sono ancora in corso le verifiche, che ha motivato il ministro Salvini ad annunciare linea dura contro chi guida sotto effetto di droga e alcol, ritiro a vita della patente di guida. Prevista la sospensione temporanea a chi usa il cellulare al volante. Per gli esperti la tragedia è figlia dei social che spingono i giovani a gesti estremi. Non è figlia dei giovani che utilizzano i social per gesti estremi. È il contrario, sono i social che spingono i giovani a gesti estremi. Musk incontra Tajani e Meloni, natalità, mobilità, spazio, i tre temi interessanti affrontati, e poi più garanzie per chi è indagato. Così il Tempo riassume la mini riforma della giustizia. Repubblica apre in prima pagina con la giustizia di Silvio, e questo l'abbiamo già visto, e poi gli sfottò nell'ultimo video degli youtuber prima dell'incidente a Roma. Folle corsa a 110 all'ora che ha ucciso un bambino di 5 anni. Ma è anticipata in prima pagina questo articolo di Laura Lucchini da Kiev, di cui parlavamo prima. A Kiev, nella clinica della maternità surrogata, neanche le bombe ci hanno fermato. Nel momento più drammatico della guerra, 29 neonati su commissione, cioè comprati, sono stati portati in salvo in uno scantinato della periferia di Kiev. Solo 4 tate erano a loro disposizione. Dopodiché sono stati consegnati ai clienti. Mentre dalla Repubblica passiamo alla Stampa di Torino. Anche qui l'apertura è dedicata ai due fatti del giorno, anzi 3 per la verità: la strage dei 100 bambini migranti, il bavaglio delle intercettazioni via l'abuso d'ufficio, la mini riforma della giustizia, e poi il rialzo dei tassi. Christine Lagarde, Banca Centrale Europea, non si ferma, il costo del denaro al 4%, nuovo aumento anticipato, previsto, annunciato per luglio.
Commenta Matteo Salvini, la Banca Centrale Europea fa male all'economia. E poi c'è il buongiorno di Mattia Feltri, dedicato alla storiaccia degli youtuber alla guida che ammazzano un bambino. La terribile storia romana dei 4 ragazzi che per compiere una sfida da postare su YouTube hanno travolto una Smart e ucciso un bambino di 5 anni ha scosso tutti, anche Carlo Calenda, che si è prodotto in una proposta suggestiva, ma temo irrealizzabile: stabilire la responsabilità dei social per quanto pubblicano. Ci ha già pensato l'Unione Europea con il Digital Services Act, la legge sui servizi digitali che entrerà in vigore a gennaio. Ne abbiamo parlato qualche tempo fa proprio con Marco Ugo Barsotti, che citavamo prima su Atlantico Quotidiano, del Digital Services Act come una forma potenziale di pericoloso controllo. Comunque, al di là di questo, c'è anche una legge in generale sui servizi digitali, quella di cui abbiamo appunto parlato, che entrerà in vigore a gennaio, che si è dovuta limitare a riconoscere la responsabilità per i contenuti illegali o pericolosi non rimossi, nonostante l'amministratore dei social sapesse della loro esistenza. Praticamente è una resa. Questo perché, scrive Mattia Feltri, ogni giorno su Instagram vengono pubblicati 95 milioni di post, su Facebook 1,7 milioni al minuto, su Twitter 20 milioni all'ora. Chi può controllare seriamente una quantità simile di roba? YouTube poi è spaventoso. Ogni minuto vengono caricati 500 ore di video. 30.000 ogni ora. Per guardare i video caricati in un solo giorno, 720.000 ore, a un controllore servirebbero 82 anni. Pretendere da YouTube la responsabilità di tutto quanto viene pubblicato significa chiuderlo, e chiudere i social significa chiudere internet. Impossibile. Il problema è che continuiamo a considerare i social una proprietà privata, come un giornale, un ristorante, un cinema. E mi è chiaro che qualcuno ne è proprietario, ma poi vengono usati in autonomia da miliardi di persone. Disciplinarli con la vecchia regola del pubblico e del privato non funziona. Internet è un mondo nuovo e non più nuovissimo, e richiede idee nuove per leggi nuove. Purtroppo ancora non ce ne sono. Detto questo, andiamo a vedere anche la prima pagina della Verità di Maurizio Belpietro. Adesso ci arriviamo, un attimo soltanto di attesa per caricare anche l'apertura della Verità, che è dedicata alla politica interna, con il commento del direttore. Dopo aver sepolto il Cavaliere, vogliono seppellire il governo. I funerali fanno scattare il piano, destabilizzare Forza Italia e con essa la maggioranza che regge la Meloni. Il progetto è il solito: sostituire un premier scelto col voto con un tecnico che esegua ordini. Non funzionerà. Francesco Borgonovo si occupa della notizia di ieri: non basta la carne, fabbricano l'embrione sintetico, come nei romanzi di Philip Dick. Di spalla Camilla Conti sulla riforma della giustizia, targata Nordio, uno sprint dedicato a Silvio, salta, scompare il reato di abuso d'ufficio. Marcello Veneziani si occupa del vitalismo di Berlusconi, la strana fede cattolica di un gaudente che voleva fregare la morte, Claudio Antonelli invece delle follie green dell'Unione Europea. E caos sulla legge cosiddetta natura voluta dai socialisti. In Commissione Ambiente all'Europarlamento, maggioranza Ursula in pezzi, il Partito Popolare Europeo usa il no all'estremismo verde per mollare il Partito Socialista Europeo. È la grande occasione per Fratelli d'Italia e Lega. Stefano Graziosi si occupa invece della doppia visita a sorpresa, perché Musk è venuto a Roma da Giorgia e da Tajani, mentre Bill Gates è andato alla corte di Xi Jinping. Fresco di scontro con Bruxelles sulle regole anti-fake news, Elon Musk, patron di Tesla e Twitter, ha incontrato ieri a Roma Meloni e Tajani. Tra i temi trattati: natalità, cybersicurezza, intelligenza artificiale, mobilità elettrica. Oggi il magnate vedrà nuovamente Macron. Bill Gates invece è in missione in Cina e incontrerà il presidente cinese Xi Jinping. Intanto i censori del web sono tutti finanziatori dei democratici americani. I fact checkers, cioè i censori del web che controllano l'informazione sulla rete e sui social network, sono tifosi di Joe Biden e dei democratici americani, scrive Maddalena Loi. Giacomo Amadori chiude la prima pagina della Verità riesumando alle cronache Piero Amara, l'avvocato intrallazzone che fu protagonista della vicenda Eni, processo Eni Nigeria, Loggia Ungheria,
la vicenda che ha riguardato anche Davigo, eccetera, eccetera. Arriva il primo conto per le balle che l'avvocato Amara ha detto sull'ENI, ora dovrà pagare 400.000 euro. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero, che si apre sul tema della giustizia rifatta, il via libera alla riforma, lo stop alle intercettazioni selvagge. In sintesi, scrive Filippo Facci, torna la politica. Il paradosso è che la riforma sulla giustizia di Nordio non è ancora una vera riforma, per due ragioni. È solo un assaggio delle modifiche radicali che interverranno col nuovo codice di procedura penale. E poi, altro paradosso, le stesse norme e il nuovo codice serviranno principalmente ad applicare il codice vecchio, quello dell'89, che andava già benissimo e dapprima non piaceva a magistrati e giornalisti, ma che la stessa magistratura dagli anni 90 fece a pezzi con la trasformazione del carcere preventivo in regola. L'ultima parola sempre ai magistrati, fantasiose interpretazioni di legge, giurisprudenze creative, invasività delle intercettazioni, eccetera. Ora c'è un'Italia che si dimena sull'operato di Berlusconi, trentennale, ma è lo stesso paese che dovrebbe chiedersi come sarebbe andata se Berlusconi non ci fosse stato, o se lui non fosse sceso in campo quando la magistratura debordò, eccetera. Il PD della Schlein riparte invece dall'odio per Berlusconi, nuovi attacchi al Cavaliere, ricordiamo le leggi ad personam, il conflitto di interesse, la mercificazione di tutto, ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, mentre Pietro Senaldi intervista il presidente ungherese Viktor Orban, premier ungherese, liberi e pacifici, ma l'Europa ci tratta da pecore nere. L'Unione Europea mi teme perché la penso come Silvio Berlusconi, dice Viktor Orban, che in pratica è stato l'unico a partecipare ai funerali di Silvio Berlusconi tra i leader stranieri. L'Europa mi tratta da pecora nera perché sono liberale e voglio la pace. A Budapest siamo democratici, dice il presidente ungherese. Facciamo ciò che i cittadini chiedono. A Bruxelles comanda invece il dirigismo sovietico. Berlusconi mi convocò nel 93 a Milanello. Voleva fondare un partito, cercava ispirazione da chi si muove fuori dal coro e per attirarmi usò Van Basten, il mitico centravanti del Milan. Tifavo per Giorgia Meloni quando Fratelli d'Italia stava al 4% e noi, magiari, non cambiamo amicizie. Se l'Unione Europea diventa di centrodestra potrei farci un pensierino. Putin, non sono filo russo, abbiamo avuto il piede di Mosca sulla testa, ma chiunque non la pensa come Biden sull'Ucraina viene tacciato di putinismo. Quanto all'Europa, l'Unione Europea fece cadere il governo Silvio nel 2011 perché lui era un patriota e non voleva sottostare agli ordini dei tedeschi e dei francesi. L'Ungheria, noi siamo per lo Stato sociale, ma per lo Stato non siamo, chiedo scusa, per lo Stato sociale, ma per lo Stato fondato sul lavoro. Se non cambia schema, l'Occidente non sarà più concorrenziale. Peraltro, in teoria, anche l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, no? Articolo 1. Ospitiamo 1 milione di profughi, facciamo studiare i bimbi ucraini e migliaia di ungheresi difendono Kiev. Sul fronte ci siamo anche noi, dice Viktor Orban a Pietro Senaldi in prima pagina su Libero. A chiudere, Giovanni Sallusti, nipote di Alessandro Sallusti, direttore del giornale, si occupa dello youtuber drogato che uccide il bimbo per gioco. Con la Lamborghini c'entra una Smart, tutto per una sfida ad alta velocità. A pagina 15, ma anticipata in prima pagina, invece, l'articolo di Nikolai Lilin, con il quale abbiamo recentemente colloquiato, peraltro qui anche a Radio Libertà, sui nuovi eserciti di mercenari dei quali si avvale lo zar Putin dopo la brigata Wagner. Ce ne sono altri. Con questo abbiamo più o meno visto le prime pagine, anzi andiamo a vedere il Quotidiano di Sicilia. Il Quotidiano di Sicilia apre su una serie di questioni che riguardano la politica che tiene in ostaggio i diritti delle donne. Chiedo scusa, i diritti delle donne su aborto, utero in affitto, pillola. Legge 194 del 78 inattuata, sulla maternità surrogata e bagar, e dell'Agenzia del Farmaco, stop all'anticoncezionale gratuito. Osserva il direttore Carlo Alberto Tregua, l'inflazione taglieggia, la speculazione uccide e i poveri ne fanno le spese, così in prima pagina su Il Quotidiano di Sicilia, che poi si occupa, pagina 3,
del caporalato, impedire alla criminalità di sostituirsi allo Stato. È la proposta di Tonino Russo, segretario FLAI CGIL Sicilia. La regione crea una piattaforma di incontro tra aziende e lavoratori. In Sicilia sono state rilevate 52 aree con fenomeni di irregolarità o caporalato in agricoltura. E poi a pagina 3 il quotidiano di Sicilia si occupa anche della trasmissione di Antonino Danna, Zoom, dall'autonomia al dopo Berlusconi, l'intervento del direttore Carlo Alberto Tregua, l'intervento l'altro giorno, mercoledì 14, l'intervento a Radio Libertà. L'Italia cresce ma altri fanno meglio e lo statuto siciliano va aggiornato. È stata una conversazione molto interessante quella tra Antonino Danna e il direttore del quotidiano di Sicilia, Carlo Alberto Tregua, e viene riportata dettagliatamente oggi sul quotidiano di Sicilia in primo piano, a pagina 3. Con questo lasciamo anche il quotidiano di Sicilia, andiamo a vedere il Sole 24 Ore che in taglio alto, il quotidiano di Confindustria, si occupa della questione del patto di stabilità e dell'Unione Europea, il fronte del rigore, i paesi rigoristi attaccano sul patto. Il commissario italiano, l'ex premier PD Gentiloni, punta sulla mediazione. Berlino, la Germania e altri 10 paesi chiedono di fare molta attenzione al debito pubblico dei paesi che devono sottostare alle regole europee e criteri uguali per tutti, ma l'Olanda si smarca. Alla riunione del MES, pressing sull'Italia, ma prime aperture alle richieste del governo italiano sul fondo salva stati. Parla il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire. Investimenti e crescita devono essere al centro delle nuove regole europee. Tutto inappuntabile, tutto come al solito. Mentre la mossa delle generali in Spagna ha acquistato Liberty Seguros, un'operazione da 2,3 miliardi, le generali più forti in Europa nel ramo danni. Con questo lasciamo il Sole 24 Ore, andiamo a dare un'occhiata anche al Foglio, il quotidiano diretto da Claudio Cerasa, che si apre con un articolo di Luciano Capone sulle accuse al governo circa l'aumento delle diseguaglianze. Sono infondate e non spiegano perché comunque chi lavora vota Meloni. Poi c'è Salvini che rinuncia alla corsa al centro e sogna di logorare Meloni. L'astuto Giuseppe Conte, che non è andato al funerale di Berlusconi, dice lui per rispetto. Intanto sabato chiama il popolo, l'avvocato del popolo chiama il popolo in piazza, gli altri si vede invece che sono andati allora per dispetto, cioè lui non è andato per rispetto di Berlusconi, Conte, e allora gli altri che sono andati per dispetto. C'è un titolo molto attraente, molto seducente, cercasi orgasmo garantista, meno gogna, più Stato di diritto, la vera battaglia contro il populismo, scrive il direttore Cerasa, passa da qui. Dire no alla Repubblica giudiziaria fondata sulla cultura della gogna ineccepibile. E sempre dalla prima pagina del Foglio, Musk cinguetta a Roma, il capo di Twitter va da Giorgia Meloni per cercare una sponda contro le regole europee sull'hate speech e contro le nuove direttive europee in tema di internet. Questo è il senso della visita di Musk a Roma secondo il Foglio, cioè farsi appoggiare da Giorgia Meloni contro le nuove regole europee sui discorsi d'odio che rischiano di diventare del mondo internet. Il freezer di Giorgia Meloni, dopo Forza Italia, è pronta a congelare anche Mediaset con il Golden Power, quella difesa dell'italianità di cui parlavamo nei giorni scorsi. Non ci si può permettere che un patrimonio nazionale come Mediaset venga controllato dal perfido straniero, chiunque esso sia. Intanto 5 giorni di buona giustizia, scrive Maurizio Crippa commentando la nuova mini riforma. Il cosiddetto avviso di arresto è una grande riforma, sottolinea Crippa, non una piccola riforma. L'intervista a Gaetano Pecorella, storico avvocato di Berlusconi. Dietro Nordio ci sono le battaglie di Berlusconi e poi i fratelli di Marina, il partito azienda dell'erede Berlusconi che già dialoga con Fratelli d'Italia per tutelarsi. Sono ammalato, scrive Andrea Marcenaro nella sua Andrea's Version, e lo so io per primo. Annoio, stufo, esaspero. La mia è una fissazione, è una mania, è una perversione. Scrivo sempre di Gad Lerner. Lo tampino, lo rimbrotto, lo prendo in giro più che posso, lo insulto perfino. È più forte di me. E sbaglio, e chiedo scusa. Ogni volta me lo dico, e ogni volta non c'è verso, ci ricasco.
Fa il servitorello di Travaglio? Dovrei passarci sopra. È orgoglioso di stare al fianco di Gentaglia che ha rovinato e rovina le vite di troppi? Affari suoi. Contribuisce a sputare sopra amici che sa essere per bene? Tace, non li difende, si gira dall'altra parte? Farà i conti con la sua coscienza. Si finge vergine in un giornale come Il Fatto, dove anche le lampadine sono fissate al soffitto con i nodi scorsoi? Se la vedrà lui. Non vi torturerò più un giorno sì e l'altro pure. Terrò per me le mie fobie. Con Lerner io la pianto qui. Smetto di nominarlo. Promesso da oggi, se lui la pianta, di stravincere tutti i giorni la Champions League delle merde. Così Andrea Marcenaro, che ricorda un po' il nostro amico Antonio Maria Rinaldi, che ha usato anche lui questa metafora, diciamo così, per illuminare dal suo punto di vista il comportamento di alcune persone in questi giorni. Intanto lasciamo il Foglio, uno sguardo lo diamo anche al Dubbio, il quotidiano degli avvocati. La riforma targata Nordio spacca il PD. E poi Giuseppe Benedetto, Fondazione Inaudi, autore dell'articolo di commento di prima pagina, così si sanano i veri abusi, quelli dei pubblici ministeri, e ora forza, carriere separate, sprona appunto Giuseppe Benedetto. Il ministro dice ai magistrati non interferite con le leggi e l'Associazione Nazionale Magistrati si infuria, mentre Raffaella Paita, la coordinatrice, neocoordinatrice di Italia Viva, tra qualche mugugno interno al partitello di Renzi, dice Forza Italia era il suo leader, non c'è alcuna eredità da raccogliere. Marina, Marta, Giorgia, l'eredità di Berlusconi è nelle mani di 3 donne, sottolinea il Dubbio, il quotidiano degli avvocati. Italia Oggi, il quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, apre con questa notizia: l'abuso d'ufficio cancellato, si riduce la portata del reato di traffico di influenze illecite. Insomma, il disegno di legge del ministro Nordio approvato ieri in Consiglio dei Ministri, che ha preso atto della realtà di un reato, l'abuso d'ufficio, che nel 2022 ha portato ad archiviare 3.536 fascicoli su 3.938, con sole 18 condanne nel 2021 su 5.400 procedimenti. Nel 93% dei casi le inchieste per abuso d'ufficio non arrivano neanche al giudizio, scrive Italia Oggi. Da Italia Oggi vi segnalo, pagina 2, il bell'articolo di Gianni Macheda: renderò i dovuti omaggi ai vecchi traghetti tra Reggio e Messina se un giorno, chissà, si dovesse fare il ponte sullo stretto. Spero che, se un giorno si farà il ponte sullo stretto di Messina, vengano poi tributati i dovuti onori al servizio di traghettamento tra Reggio Calabria e Messina, che ne sarà probabile vittima. Intere generazioni su quelle navi delle Ferrovie dello Stato hanno sognato, per stare alla mia, chi di passare subito all'esame di anatomia o diritto privato, i reggini iscritti a medicina e giurisprudenza a Messina, chi una serata da ricordare in discoteca, i messinesi che negli anni 70 si riversavano allo scacco matto e in altri locali della città calabrese, un po' di amarcord insomma. Mentre mancavano i grandi leader stranieri, scrive Marco Bertoncini, a proposito di Silvio Berlusconi e del suo funerale. E ancora, a proposito di Berlusconi, Domenico Cacopardo, pagina 4 di Italia Oggi, mischiava il pubblico e il privato. Uno dei principali difetti del Cavaliere è che non sapeva che un premier resta tale 24 ore su 24. Molti dei suoi guai derivano da questa inosservanza. Il tono agitato alla Savonarola, le accuse dirette di mafiosità, il complesso ampio, almeno a parole, di accuse con contorno travagliesco, un insieme che secondo gli ottusi autori avrebbe liquidato Berlusconi, ne determinò invece la vittoria, era il 2001 credo, dimostrando così che l'odio cieco, fertilizzato dall'invidia, dal voyeurismo, dal complesso di inferiorità o di superiorità, che sono quasi la medesima cosa, rendono la vittima una specie di eroe. So bene, avendo lavorato in ministeri e a Palazzo Chigi, scrive Domenico Cacopardo, che prima che un presidente avesse una persona non ben conosciuta, si formulava un profilo dell'interessato, nel quale eventuali carichi pendenti o condanne erano evidenziati. La disattivazione di queste cautele costituisce una colpa grave per chi l'ha decisa,
Un premier è tale 24 ore su 24 e deve non essere attaccabile da qualunque ricattatore che possa pretendere qualcosa da lui. Essendo Berlusconi presidente del Consiglio, non era e non poteva essere un privato. Palazzo Grazioli aveva 2 ingressi e da quello posteriore accedeva ogni tipo di persona, anche affaristi e prostitute. Nessuno chiedeva loro i documenti, nessuno faceva una sia pur breve ricerca negli archivi giudiziari per vedere se si fossero macchiati di qualche reato. E le donnine non venivano private dei cellulari con fotocamera incorporata. Insomma, a Palazzo Grazioli, la residenza di Berlusconi, anche quando era premier, entravano cani e porci, ovviamente anche al femminile, cagne e porchesse, diciamo così. In ogni caso, lasciamo il pezzo di Cacopardo su Berlusconi e andiamo a vedere anche un altro tema, la riforma della giustizia di cui abbiamo già parlato, ma commentata da Alessandra Ricciardi con un'intervista a Gabriele Albertini, lo storico sindaco di Milano, una delle scoperte politiche di Silvio Berlusconi. Sarei rimasto a fare l'imprenditore se non ci fosse stato lui, dice ovviamente Albertini. Adesso questa riforma della giustizia si mette in linea con la Carta Costituzionale, secondo Albertini. La riforma Nordio era attesa da tempo, ben prima di Tangentopoli e della discesa in campo di Berlusconi. Dopo il caso dell'ingiusta detenzione del povero Enzo Tortora, con un referendum popolare i cittadini chiesero di prevedere la responsabilità civile per i magistrati. Ebbene, la legge Vassalli dell'87 di fatto vanificò il referendum che ottenne l'80% dei consensi, dei sì. In 31 anni, fino al 2018, soltanto 7 magistrati su 10.151 sono stati interessati da procedimenti giudiziari per il loro operato. Su Forza Italia, dice Albertini, Forza Italia aveva già ridotto del 70% il proprio consenso rispetto alle origini. Sul partito di Berlusconi sono pessimista. Senza Berlusconi, fondatore e soprattutto finanziatore, Forza Italia è destinata ad avere un ruolo residuale e molti andranno su Fratelli d'Italia o la Lega. Con Antonio Tajani, ottima persona, ottimo politico, alla guida del partito resterà un 4% di elettorato, un 4-5, sostiene Albertini. E Renzi, che ha qualità di leader, non è adatto perché viene da sinistra. Intanto lasciamo anche Albertini e vi segnalo invece La Torre di Controllo, la rubrica di Tino Oldani a pagina 8, un bel libro sui retroscena dell'alleanza tra Marina, Marta e Giorgia. Il bel libro è quello scritto da Luigi Bisignani e Paolo Maderon, intitolato I potenti al tempo di Giorgia, edito da Chiare Lettere. L'alleanza fra le 3 donne, Marina, Marta e Giorgia, è decisiva per la stabilità sia del governo che per il futuro di Forza Italia. Marina Berlusconi, Marta Fascina si tenevano per mano al funerale di Berlusconi. L'immagine ha colpito molti, scrive Oldani, un segnale di condivisione del dolore, di sincera amicizia tra le 2 donne più vicine a Berlusconi negli ultimi anni, ma anche un messaggio al mondo politico, quello di una stretta alleanza tra Marina e Marta, che da alcuni mesi hanno di fatto preso le redini di Forza Italia, sostituendosi al fondatore, a Berlusconi, e siglando un patto con Giorgia Meloni per il sostegno al governo di centrodestra senza se e senza ma, ovvero senza più i distinguo che nei primi mesi del governo venivano sollevati da alcuni esponenti di Forza Italia. Il futuro di Forza Italia è terra incognita, scrive Oldani. Ha più di 90 milioni di debiti, finora coperti dalle fideiussioni del Cavaliere. Debiti che passano in eredità ai 5 figli, compresi quelli che di politica si sono mai interessati e sono poco inclini a farsi carico di simili spese. Ma Mediaset è un'azienda che dipende dalle concessioni TV rilasciate dal governo. Come tale non può restare indifferente al quadro politico e l'asse tra Marina Berlusconi e Marta Fascina potrebbe rivelare non poche sorprese. Che le 2 donne sappiano muoversi su questo terreno lo racconta l'ultimo libro di Bisignani e Madron, I potenti al tempo di Giorgia. Abilissimi i 2 autori nel mixare gustosi retroscena e originali chiavi di lettura politiche. Tra i retroscena più intriganti, raccontati nel libro I potenti al tempo di Giorgia, appunto, spicca il racconto di come e quando Marta Fascina ha conosciuto e conquistato Silvio Berlusconi, scalzando la precedente fidanzata Francesca Pascale. Nata in Calabria ma cresciuta a Portici, vicino a Napoli, Marta Fascina sognava di entrare nel mondo dello spettacolo come meteorina del TG4.
le ragazze vistose che facevano le previsioni del tempo per Emilio Fede. Perciò la Fascina inviò più volte il proprio curriculum e i book fotografici a Emilio Fede, che ieri è partito di testa, sbroccato, l'hanno registrato con pesanti insulti verso un autista che ha avuto il torto di non portarlo in tempo, anzi di fargli perdere i funerali di Silvio Berlusconi perché non l'ha portato in tempo in Duomo. È andato fuori di testa, Fede gli ha detto di tutto, possa tu avere un cancro, una roba terrificante. Comunque, al di là di questo, ha inviato più volte il proprio curriculum e i book fotografici, la Fascina, a Emilio Fede, che incontrò la Fascina per la prima volta durante una festa a Portici. Emilio Fede ne rimase colpito per l'avvenenza, ma anche per la maniacale conoscenza di tutte le formazioni calcistiche del Milan. Fu così che Emilio Fede portò Marta Fascina ad Arcore per farle conoscere Berlusconi, che le fece un provino sportivo, chiedendole a bruciapelo la formazione del Milan campione d'Italia 1967-68, all'epoca Franco Carraro presidente. Marta Fascina sapeva la formazione a memoria, superò l'esame e come premio fu subito assunta presso l'ufficio stampa del Milan, che allora era governato da Adriano Galliani insieme a Barbara Berlusconi, una delle figlie di Silvio, avute da Miriam Bartolini, Veronica Lario. Grazie a quell'incarico, Marta diventa una presenza fissa al tavolo del ristorante Giannino di Milano, il mitico ristorante Giannino, dove Berlusconi riunisce lo staff milanista dopo ogni partita. A quel punto Marta Fascina conosce Licia Ronzulli, che allora era la plenipotenziaria ad Arcore, teneva l'agenda dei contatti politici di Berlusconi, ma non aveva buoni rapporti con Francesca Pascale, l'allora compagna di Berlusconi, quella che ha portato da Berlusconi anche Luxuria, no? C'erano in giro delle foto tempo fa di una serata ad Arcore con Berlusconi, Vladimir Luxuria, che brindavano allegramente insieme a Francesca Pascale. Nel 2017 Berlusconi vende il Milan, la Fascina a sorpresa viene premiata con una candidatura blindata alla Camera dei Deputati, dove viene eletta. Licia Ronzulli, sua amica, la porta a vivere in pianta stabile ad Arcore e scrivono Bisignani e Madron, a quel punto la rottura della relazione con Pascale per Licia è il trionfo della sua strategia. Risultato: dopo anni di presenza, sempre un passo indietro, Fascina tira fuori una grinta che nessuno si aspettava e da geisha silenziosa e premurosa si trasforma in una tigre. Senza mai rilasciare un'intervista, Marta Fascina diventa una delle donne più potenti ad Arcore, sempre in fianco di Silvio, lo assiste H24 e gli dà anche consigli politici che lui accetta e fa propri. Il legame tra i due diventa talmente forte che Berlusconi, su consiglio della Ronzulli, si inventa un finto matrimonio per consolidare l'unione, con grande effetto mediatico. Però i figli, scrivono Bisignani e Madron, non gradiscono, anzi. Ma Silvio e Marta filano d'amore d'accordo. Marta nel settembre 22 viene rieletta alla Camera dei Deputati. Non solo, mette bocca sulle candidature, riesce a fare eleggere per Forza Italia anche alcuni suoi amici, tra cui Tullio Ferrante, suo ex compagno di scuola e oggi nostro dipendente del popolo italiano, deputato. Il primo segno della sua scalata del partito, che già prima della morte di Silvio prevedeva un ribaltone interno con l'insediamento dei fedelissimi di Marta nei posti chiave. Licia Ronzulli era amica di Marta Fascina, ha portata lei a vivere in pianta stabile ad Arcore e rompendo le relazioni con la Pascale, appunto. Per Licia era il trionfo della sua strategia, ma non si è resa conto che si era portata la classica serpe, la serpe ad Arcore. Molti dubitano che la leadership della Fascina in Forza Italia possa durare, ma, scrive Tino Oldani stamani su Italia Oggi, il libro di Bisignani e Madron, I potenti al tempo di Giorgia, chiare lettere, rivela un retroscena da non trascurare sul ruolo politico assunto da Marina Berlusconi, che si avvale di Marta Fascina per l'execution, per la traduzione in pratica dei disegni. In febbraio, quando Giorgia Meloni annuncia che andrà a Kiev per confermare il sostegno dell'Italia all'Ucraina, Berlusconi si mette di traverso. Il motivo vero? Forza Italia, a suo giudizio, è stata umiliata nelle nomine post-elezioni. Non ha avuto alcuna presidenza delle due Camere, nessuno dei ministeri chiesti. Chiedevano giustizia e imprese, quelli di Forza Italia. Così, di fronte ai parlamentari di Forza Italia, Berlusconi dice che lui a parlare con Zelensky, se fosse stato presidente, non ci sarebbe mai andato e che il suo amico Putin voleva soltanto mettere delle persone per bene al governo di Kiev.
una bomba destabilizzante per la politica estera del governo di Giorgia che corre ai ripari con una telefonata a Marina Berlusconi. Secondo gli autori del libro, Bisignano e Madron, Marina e Mediaset stanno dalla parte di Zelensky, mentre il papà e Marta Fascina stanno con Putin. Per accettare di fermare il padre, Marina chiede a Giorgia un segno tangibile del governo e lo ottiene. L'Avvocatura dello Stato ritira la costituzione di parte civile al processo Ruby-Ter. Al primo ramoscello d'olivo ne segue un secondo. Fratelli d'Italia rinuncia alla vicepresidenza della Commissione di Vigilanza RAI a favore di Forza Italia. La pace a questo punto è fatta. Silvio non parlerà più di Putin né di Zelensky. La telefonata di Giorgia a Marina ha allungato la vita del governo e da febbraio Giorgia Meloni, Marina Berlusconi, Marta Fascina sono alleate e il governo ne ha guadagnato instabilità. Insomma, l'eredità di Berlusconi sta in tre donne, la figlia, la non moglie e la premier. Così raccontano più o meno Bisignani e Madron nel libro che oggi recensisce, in particolare con qualche retroscena, Tino Oldani su Italia Oggi. Con questo lasciamo Tino Oldani, vi segnalo, già che siamo a Italia Oggi, a proposito di giustizia e di ingiustizie e a proposito di cose che non muoiono mai, cioè i pregiudizi e non solo i pregiudizi, perché dai pregiudizi si arriva alla violenza, ebrei violentemente torturati, accusati, siamo nel lontanissimo 1475 a Trento, di aver ucciso un bambino di 2 anni, costretti a confessare. Il clero e la popolazione inferociti volevano le loro teste. Dagli untori alle altre manifestazioni, il pregiudizio è sempre il passo precedente alla possibile violenza. Neanche un intervento di Sigismondo d'Asburgo riesce a frenare il processo, chiamiamolo processo a proposito di riforma della giustizia. Il vescovo propugna la registrazione dei miracoli che si suppongono attribuiti a un tal Simonino. La ripresa del procedimento ha come scontata conseguenza la condanna a morte per i supposti colpevoli di un omicidio rituale che si riteneva corrente nel mondo giudaico. Pregiudizio immortale. Mentre chiudiamo qui con Italia Oggi e adesso torniamo molto brevemente a vedere anche, brevemente fino a un certo punto, comunque torniamo a vedere alcuni degli articoli principali della giornata di oggi. Torniamo nella nostra edicola e ripartiamo da capo con Avvenire. Da Avvenire, abbiamo visto la prima pagina, ma vi segnalo, oltre alla prima pagina, un interessante articolo, siamo nelle pagine di cronaca interna, esattamente a pagina 10, sulla questione dei baby spacciatori di droga. L'Italia rimane il paese della cocaina e per strada ci sono sempre più baby spacciatori. La polvere bianca arriva nascosta ovunque, complice anche l'aumento di produzione in Colombia. In calo invece gli altri stupefacenti. Nel 22 sono stati 298 i morti per overdose. Un carico di ceri votivi, visto che siamo sul quotidiano dei vescovi, con l'effigie dei santi, parte dal Perù in un container, destinazione Italia. Il carico deve arrivare in Brianza, l'operosa, fertile e sniffante Brianza, dove qualcuno lo aspetta. Non per devozione, visto che ogni cero contiene cocaina. Uno dei tanti escamotage, dai finti carichi di pellet a tasche nascoste, cucite dentro pelli di bovino grezze destinate ai conciatori, che affiorano dai racconti di investigatori esperti come i tenenti colonnelli Antonio De Cristofaro, Andrea Azzolini o il vicequestore della polizia Giuliano Bruno, ufficiali di collegamento della Direzione Centrale Servizi Antidroga in Perù, Repubblica Dominicana e Spagna. Le loro testimonianze e i dati della relazione annuale presentata ieri a Roma confermano come il boom della neve della cocaina in Italia non conosca sosta. Naturalmente chi è che la consuma? Tanti patrioti, tanti italici, tanti brianzoli e meno brianzoli, visto che in questo caso il carico arrivava in Brianza. Comunque sono tanti italiani che consumano questa bella sostanza, diciamo così. Corrieri postali, chat su internet, piattaforme crittografate, così le sostanze arrivano nelle nostre case. Dicevamo, i sequestri di cocaina effettuati dalle forze dell'ordine nel 22 sono ammontati a 26,1 tonnellate, 22% in più rispetto all'anno precedente, con aumento esponenziale negli ultimi 10 anni. Partivamo da 4,9 tonnellate nel 2013 e siamo arrivati nel 22 a 26 e rotte. L'andamento è crescente, dicono i poliziotti.
In Colombia c'è stato un aumento del 41% di produzione, favorito da tecniche e processi sempre più raffinati. Naturalmente parlare di questo significa parlare anche di 'ndrangheta in primo luogo e di criminalità organizzata, perché quella controlla il traffico base. Dopodiché ci sono gli albanesi, dopodiché ci sono i marocchini e i tunisini e gli spacciatori di dettaglio. Comunque l'ultima stima parla di 850.000 persone che fanno uso di cocaina soltanto in Italia. Pacchi via web nel post pandemia, perché la vicenda Covid ha anche abituato gli italiani a farsi portare le cose a casa, compresa la droga naturalmente. La relazione evidenzia una ripresa dei traffici nel post pandemia. I narcos si avvalgono di sistemi meno tracciabili per la consegna. Chat su internet, corrieri postali e commerciali, piattaforme crittografate dove si può ordinare la sostanza richiesta. Crescono la domanda e la produzione di coca e metanfetamine. Con effetto eccitante, dice il prefetto Vittorio Rizzi, vice capo polizia, direttore centrale polizia criminale. In generale, cocaina a parte, si registra un calo complessivo dei sequestri di droga e dei numeri di operazioni. Da Gioia Tauro ai Balcani, la polvere bianca, la cocaina resta la regina del mercato. 7.400 operazioni hanno riguardato cocaina a fronte di 8.800 sulla cannabis, con 12.000 denunce su un totale di 26.685. Il porto calabrese di Gioia Tauro continua a essere, lo è da tantissimi anni, un hub centrale per il narcotraffico. L'80% di tutta la droga sequestrata alle frontiere marittime è sequestrata a Gioia Tauro e più del 60% del totale delle sostanze sono sequestrate lì, nel porto calabrese, che è anche luogo di transito verso i Balcani. La rotta mediterranea prosegue con corrieri albanesi, serbi, montenegrini, verso i porti balcanici e poi sul Mar Nero, sul Mar Egeo. In casa nostra l''ndrangheta resta il big player, cioè l'attore principale di questo mercato, ma anche altre organizzazioni, dalla Camorra a Cosa Nostra a quelle straniere, nigeriane in primo luogo, sono in grado di tessere reti planetarie, come se a operare fosse una macromafia flessibile e glocal, come si dice, cioè capace di coniugare esigenze globali e specificità locali, con addentellati e basi ovunque, scrive Avvenire. L'Italia rimane il paese della cocaina, con questo bel prima, il bel paese si diceva una volta, tra tante diciamo specialità del bel paese dobbiamo annoverare adesso anche il consumo di cocaina. Ci fermiamo perché sono le 8.32, ci fermiamo come al solito, previsioni del tempo e poi le ottime recensioni, scelte musicali del nostro Federico Borsari in regia. Chissà cosa ci riserva il calendario musicale di stamani. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni italiano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della abbonato al QDS digitale più archivio di 99 euro annui. Quotidiano Sicilia. Il quotidiano di una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Il ciclone che ha imperversato soprattutto al centro-sud negli ultimi giorni tende ad allontanarsi dall'Italia, temperature in aumento. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento al nord, buono anche al centro, instabile invece al sud con residui rovesci specie tra Puglia, Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumenterà il rischio di qualche fenomeno sul Triveneto, poche variazioni altrove e vento teso al sud. Per ora è tutto da Il Meteo. Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata dalle 8:10. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
La tua radio è ascoltabile anche con la televisione sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale. Puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverà anche Radio Libertà, canale 252. La linea torna a Giulio Cainarca. Ed eccoci qua. Bob Scona e condividere a Vino oggi, 16 giugno del 2009. Intanto andiamo un attimo solo, mi sono impapperato andiamo nella nostra edicola, come dicevamo, dall'articolo di Avvenire sulla droga alla pagina di Cultura, laddove a proposito di 'ndrangheta si parla di Calabria, ma non per la 'ndrangheta, per le lettere, cultura naturalmente, aspra, arcaica, luminosa. Questa è la Calabria letteraria. Meglio buttarsi su questo tema che su quell'altro. È singolare come in un'area circoscritta si trovino 5 paesi, Bovalino, Ardore, non Arcore, Ardore con la C, Sant'Agata del Bianco, San Luca, Careri, che hanno dato i natali ad altrettanti scrittori. A Sant'Agata del Bianco i murales riprendono le opere di Saverio Strati. A San Luca la casa natale di Corrado Alvaro. A Careri Francesco Perri raccontò i dolori dei braccianti e degli emigranti. Mario Lacava ha avuto con gli scrittori conterranei lo stesso ruolo che Leonardo Sciascia ebbe con quelli siciliani, conferendo loro una visibilità che probabilmente non avrebbero mai avuto. Saverio Montalto affrontò il tema della criminalità organizzata. Una pagina interessante, quella che Massimo Onofri cura da Bovalino per Agora 7, cioè per il dorso culturale del quotidiano Avvenire, che in cronaca di Milano invece ci offre l'Atlante del pericolo per chi va in bicicletta in città di Milano. Presentata una ricerca del Politecnico, tra 2014 e 2021, cioè sostanzialmente in 7-8 anni, 2014-2021, sono stati registrati 8.148 incidenti, con 30 morti e oltre 7.800 feriti. Tra le zone più a rischio, Corso Buenos Aires, con le discussissime ciclabili tracciate col pennello, Corso San Gottardo e via Palmanova. La metà degli incidenti è con mezzi a motore. Un progetto vuole arrivare a un database nazionale per offrire spunti di riflessione sulle politiche di mobilità e garantire sempre più sicurezza per chi si muove in bicicletta nelle città. Il Corriere del Mezzogiorno, invece, in dorso campano, si occupa di sanità con le mani legate. Lo stato di salute della sanità, non è un gioco di parole, è orrendo in tutta Italia. Si sono presentati in Campania in conferenza stampa con le mani legate. Nella sala dei baroni del Maschio Angioino di Napoli, le principali organizzazioni sindacali dei medici e varie associazioni di pazienti hanno rappresentato così la loro preoccupazione per lo smantellamento del sistema sanitario nazionale. Identica protesta in vari ospedali della Campania. Da tempo, denunciano i sindacati, assistiamo a un processo che mina la sostenibilità e l'accesso alle cure. Nel mirino la progressiva delega dallo Stato alle regioni di competenze e funzioni. I processi di autonomia differenziata avviati dal governo accentuano drammaticamente le differenze tra nord e sud. Parla la presidente della scuola di chirurgia: senza investimenti pubblici diventa inevitabile il collasso del sistema sanitario pubblico, dice Maria Triassi, presidente scuola di medicina e chirurgia dell'Università Federico II di Napoli. I medici del settore privato guadagnano molto più dei loro colleghi in ospedale. Poi ci sono paesi esteri, Francia e Germania, dove i medici guadagnano il doppio. È giunta l'ora di remunerare adeguatamente i medici, altrimenti non ci sarà futuro per il sistema pubblico. Così sul Corriere del Mezzogiorno nel dorso campano. E nello stesso tempo il presidente della giunta regionale campana De Luca dice: combatteremo contro i tagli alle scuole. Sul Corriere del Veneto invece c'è una notizia interessante che riguarda le materie prime e i giacimenti nascosti nella regione del Veneto, appunto, dal rame al ferro, al magnesio, alla pirite. L'Europa chiede ai suoi stati approvvigionamenti indipendenti. La carenza di materie prime, il bisogno di rendersi indipendenti dai mercati asiatici hanno spinto l'Europa a chiedere ai suoi stati di valutare la riapertura di attività di estrazione, cioè miniere sostanzialmente. Il Ministero dello Sviluppo ha così studiato il territorio, mettendo in fila i giacimenti di ferro
ferro e rame, lite e magnesio e di altri importanti minerali sotto il suolo italiano. In Veneto sono 13 i levanti, secondo il che racconta oggi il Corriere del Veneto. Il Corriere invece in dorso nazionale si occupa della riforma di Nordio, la riforma della giustizia e l'omaggio a Berlusconi è il titolo. Scontro con i magistrati come prevedibile, via l'abuso d'ufficio, stretta sulle intercettazioni. Per quanto concerne i contenuti del provvedimento, il Corriere li riassume così. Intanto il punto relativo alle intercettazioni. Vietato pubblicare intercettazioni di indagati, anche se sono state depositate e quindi già a disposizione di accusa e difesa, a meno che non siano riportate dal giudice nelle motivazioni di un provvedimento oppure ne sia stato fatto uso durante il dibattimento. Dunque, fino ad oggi le intercettazioni depositate, cioè disponibili alle parti, potevano essere pubblicate. Non sarà più così, anche se sono state depositate, non si pubblicano a meno che non siano state riportate dal giudice nelle motivazioni di un provvedimento o ne sia stato fatto uso a processo, in dibattimento. Non può esserne comunque rilasciata copia a chi non è parte nel processo. Ci sarà anche un maggior controllo per tutelare terze persone, dice il governo. Il pubblico ministero dovrà evitare che in fase di indagine diventino pubblici dati relativi a soggetti diversi dalle parti, a meno che non siano considerati rilevanti per le indagini. L'intenzione del ministro Nordio è intervenire sulla tutela della dignità e l'onore delle persone coinvolte senza essere interessate dalle indagini. Dopodiché l'avviso di garanzia dovrà essere consegnato in modo riservato almeno 5 giorni prima dell'invito a comparire, salvo urgenze, e non sarà più muto, cioè non più come accade ora con un'unica informazione, vale a dire il reato ipotizzato dal PM. Accanto alle generalità, al giorno, al luogo, all'ora, e alle autorità di fronte alla quale bisognerà presentarsi, ci dovrà essere anche una descrizione sommaria del fatto sul quale si indaga, inclusa data e luogo in cui si presume che il reato sia stato compiuto. Quindi, diciamo, colui che riceverà l'avviso di garanzia riceverà anche più informazioni relative al reato, a quando è stato compiuto e tutto il resto. Ci sarà anche una descrizione dei diritti a non rispondere, ad avere più informazioni relative all'accusa che gli verrà mossa, a nominare un difensore di fiducia o avere il patrocinio a spese dello Stato, ove previsto, un interprete, la traduzione degli atti, avvisare i familiari, accedere alla giustizia riparativa. Terzo punto, la abrogazione dell'abuso d'ufficio. Sparisce completamente il reato di abuso d'ufficio, una norma che punisce l'illegittimità di un atto amministrativo. La gran parte dei sindaci ne chiedevano quantomeno la modifica, lamentando il fatto che fosse indeterminata questa condotta illecita da punire, che a loro dire li metteva a rischio di finire in un'indagine che poi nella stragrande maggioranza dei casi si chiudeva senza esito. Così il disegno di legge elimina del tutto l'abuso d'ufficio. Dopodiché viene riscritto anche il reato di traffico di influenze, quello per cui è stato per esempio indagato il papà di Renzi, tra gli altri, quello che punisce chi si offre di fare da mediatore tra gli interessi di un corruttore e quelli di un pubblico ufficiale interessato, senza però che si arrivi allo scambio di denaro, perché in quel caso scatta la corruzione. Il reato, contenuto nella legge Severino, viene distinto da possibili millanterie. Sarà punito chi, sfruttando relazioni con un pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altre utilità economiche per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che però poi non riceve nulla, o per convincerlo a compiere atti contrari ai suoi doveri d'ufficio, vale a dire mediazione illecita. Pena minima prevista 1 anno sale a 1 anno e 6 mesi. Ci saranno più garanzie sulla custodia in carcere, non si potrà arrestare una persona senza prima aver ascoltato la persona stessa, salvo casi di urgenza o ragioni ostative, ad esempio se il giudice ritiene che esiste il pericolo di fuga o di inquinamento probatorio. In pericolo di fuga o di inquinamento delle prove l'arresto avviene come adesso, altrimenti invece non puoi più arrestare uno senza prima averlo ascoltato. La richiesta di arresto, già depositata, deve essere anticipata all'indagato già nell'avviso di garanzia. Nell'atto devono essere riportati anche i verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, recita la riforma. A decidere se arrestare o meno la persona
altra novità, non potrà più essere un giudice solo, monocratico, come ora, ma un collegio composto da 3 giudici. Peraltro questa questa regola entrerà in vigore tra 2 anni, perché pare che ci sia molta carenza di magistrati e questo non consente di fare la riforma subito. Si attenderanno 2 anni prima di far entrare in vigore questa norma. Infine, il pubblico ministero, che ritiene ingiusta una sentenza di assoluzione, non potrà più ricorrere in appello. L'appello contro un assolto soltanto in casi gravi. Questa norma, sottolinea il governo, è diversa dall'inappellabilità stabilita a suo tempo dalla legge Pecorella. Infatti l'avvocato Pecorella dice potevano avere più coraggio. In ogni caso, la legge Pecorella fu bocciata dalla Corte Costituzionale. Invece la riforma prevista ieri, approvata ieri, non riguarda tutti i reati, cioè l'inappellabilità non riguarda tutti i reati, ma soltanto quelli a citazione diretta, punibili con un massimo di 4 anni di carcere. Una possibilità esclusa per procedimenti relativi a reati più gravi o codice rosso antifemminicidio. Nel disegno di legge del governo si interviene anche sull'organico dei magistrati, disposte 250 assunzioni, previsto un nuovo concorso con procedure più veloci. Si prevede che nel caso siano molti i candidati che superano gli iscritti, una terza commissione si affianchi alle solite 2. Questo in sintesi il contenuto della riforma della giustizia, sulla quale il Corriere della Sera interpella Antonio De Caro, sindaco PD di Bari e anche presidente dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani. I dati sono chiari, questo reato d'abuso d'ufficio è un problema, se sia giusto abolirlo la scelta è dei giuristi. Quel che è certo, dice De Caro, è che tanti sindaci sono stati distrutti dall'avviso di garanzia. Dal 2021 ad oggi, su 5.418 procedimenti per abuso d'ufficio, ci sono state 4.613 archiviazioni, 9 condanne, 35 patteggiamenti, 370 decreti che hanno disposto il giudizio. Potrebbe sembrare un reato da poco, però insomma 370 giudizi, 35 patteggiamenti, 9 condanne, uno dice sempre meglio, diciamo, che niente, no? Sempre meglio che l'impunità, potrebbe dire un giustizialista. C'è un'altra intervista al magistrato Eugenio Albamonte, il quale naturalmente dice che la riforma non va bene, che la corsa al gossip è già stata limitata, frenare l'informazione è l'unico scopo di questo orrido governo. Mentre a pagina 11 del dorso lombardo del Corriere della Sera c'è un articolo interessante di Barbara Gerosa da Lecco sui pastori, perché anche in Lombardia ci sono tanti pastori, c'erano, ci sono, ci furono, ci saranno, chi lo sa, tanti pastori. In una grotta rifugio per la transumanza, le incisioni dei pastori che conducevano le greggi. Siamo nel Lecchese. La migrazione stagionale delle greggi, la transumanza delle mandrie e dei pastori che spostano da pascoli in zone collinari o montane verso la pianura in inverno e viceversa d'estate. C'è un bell'articolo su ciò che hanno lasciato i pastori nelle grotte durante la transumanza. Al passo di Gavia, per esempio, l'interno della grotta Edelweiss, rifugio per i pastori che conducevano le greggi durante la transumanza. Nella pagina di cultura milanese, invece lombarda del Corriere della Sera, c'è un'altra segnalazione da fare. Ad Alessandria, per la verità, in via Machiavelli 13, alla biblioteca della città di Alessandria in Piemonte, una mostra di un grande fotografo, Gabriele Basilico, ritorni a Beirut, con 30 fotografie di Beirut in diversi viaggi dal 1991 al 2011. Infine, tornando alle pagine di politica e di affari interne dell'edizione nazionale del Corriere della Sera, la nostra edicola ce le presenta un po' così a casaccio, ma facciamo un passo indietro e torniamo appunto alla vicenda Berlusconi sotto il profilo della... In questi giorni Mario Gerevini ci si sta dedicando praticamente ogni giorno, anche se non si sa niente, non si sa se c'è stato il testamento, se cosa c'è dentro, eccetera, però si strologa, come si dice, su cosa conterrebbe il testamento di Berlusconi, cosa si prevede, eccetera. Intanto sulla Fininvest l'equilibrio tra i figli è legato alla quota del 20%, tutti per uno, Fininvest per tutti, scrive il Corriere della Sera. Silvio Berlusconi ha lasciato 5 figli intorno alla Fininvest e ora che il suo 61% verrà diviso tra gli eredi, il riassetto del gruppo è alle porte. Marina e Pier Silvio sono nati prima che nascesse la holding nel 1975, sono cresciuti a Pane e Fininvest. Gli altri 3 figli di Miriam Bartolini
Barbara, Luigi e Leonora hanno imboccato una loro strada, diversificando, tanto che nella H14 compare un totale attivo di circa 650 milioni, 400 riferibili a investimento, 250 circa al valore storico riconducibile alla nota di fine. Sono tutti uguali fra gli aziende, ma non nella governance. Il ruolo e il peso dei due figli di Berlusconi e della prima moglie la Dall'Oglio, cioè il ruolo di Marina e Pier Silvio, è decisamente superiore a quello dei tre figli di Veronica Lario. Marina da anni è presidente Fininvest e Mondadori. Pier Silvio è amministratore delegato di Mediaset, Media for Europe, MFE come si chiama adesso. Deleghe e ruoli definiti da tempo. Ma non c'è mai stata discussione finché governava Berlusconi. Il sistema di regole interne della galassia proprietaria, a partire dalle finanziarie personali di Berlusconi, presidiate da Marina e Pier Silvio, è molto semplice. Non prevede maggioranze qualificate né prelazioni, nel presupposto che regni l'armonia. Finché esiste un socio al 61%, come era Berlusconi, questo è un equilibrio perfettamente governato, ma essendo scomparso Berlusconi, da qui in poi potrebbero essere introdotti paletti di voto, vincoli, trasferimento di azioni, eccetera. Insomma, si vedrà peraltro. Vedremo. Nel frattempo, dicevamo prima, Giuseppe Conte rilascia una lunga intervista al suo quotidiano preferito, Il Fatto Quotidiano, a pagina 5, la destra canonizza B, cioè Berlusconi, e ignora chi sta male. Ora noi torniamo in piazza, annuncia quello che già fu l'avvocato del popolo autodefinitosi tale. Domani il corteo dei 5 Stelle a Roma, in piazza giusto appunto. Non so se Schlein verrà, ma le ricordo che anche Letta parlò di campo largo e non fu un successo. La riforma della giustizia non può essere un omaggio al capo di Forza Italia. Sul capo di Forza Italia ci sono poi 2 pagine del Fatto Quotidiano curate da Giorgio Dell'Arti, TV, partito, eredità di Berlusconi in pillole. Sulle spartizioni su Mediaset bisognerà capire se pesano più i figli di primo o di secondo letto. Forza Italia rischia la diaspora, fascina la sposa muta che è entrata nelle grazie di Silvio Berlusconi perché sapeva a memoria la formazione del Milan 1967-68. Vi sfido, chiunque voi conosciate, a trovarne uno o una che sappia la formazione del Milan 67-68 a memoria. E così, presentata da Emilio Fede, Marta Pascina entrò nel regno di Arcore, si fece amica di Licia Ronzulli e poi la fece fuori, come nelle migliori machiavelliche o machiavelliane vicende. Giorgio Dell'Arti ricostruisce così, con una serie di pillole, di citazioni varie, la vicenda Berlusconi, l'eredità, i figli, eccetera, eccetera. Metti una sera a cena da Berlusconi, invece, questo è un articolo decisamente più interessante, lo racconta Luca Sommi, che a un certo punto viene invitato da Vittorio Sgarbi a fare una cena il 10 gennaio del 2013 da Berlusconi. Il pezzo è interessante, carino, il 29 giugno 2015. Perché a un autore di servizio pubblico di Michele Santoro, come è appunto Luca Sommi, che oggi la racconta sul Fatto Quotidiano, pagina 21, perché a uno come me, che era autore di Santoro, capita di trovarsi a Villa San Martino ad Arcore a cena con Silvio Berlusconi? Erano passati 2 anni e mezzo da quel 10 gennaio 2013, giorno in cui Berlusconi o meglio, la visita quindi non avviene nel 2013, avviene 2 anni e mezzo dopo. Erano passati appunto 2 anni e mezzo da quel 10 gennaio 2013, lo ricorderete tutti, il giorno in cui Berlusconi partecipò alla trasmissione di Santoro, servizio pubblico, e fece la scenetta per pulire la sedia dove era seduto Marco Travaglio. In quel caldo pomeriggio di giugno, 29 giugno 2015, 2 anni e mezzo dopo la scenetta di Berlusconi in TV, che pulisce la poltrona dove si è seduto l'orrido Travaglio, in un caldo pomeriggio di giugno Vittorio Sgarbi è a Milano e ci sono anch'io. Alla fine della visita le parole di Sgarbi: stasera ti porto a una cena. Quale cena? È una sorpresa, vedrai. E dopo mezz'ora compare una scritta: Arcore. Ma stiamo andando da Berlusconi? Chiedo io. Sì, risponde Sgarbi. Brivido, curiosità. Varcato il cancello di Villa San Martino, la prima cosa che sorprende è che non c'era una sola guardia del corpo, soltanto il personale di servizio, come ha scritto Cacopardo nel pezzo di prima. Lì entrava a casa di Berlusconi chiunque, cani, porci, cagnesse e porchesse.
Tutti accomodati in giardino per l'aperitivo. Nessuna traccia di Francesca Pascale né di Dudu, anzi del cagnolino c'è un osso giocattolo di gomma all'ingresso. Dunque tutti in giardino per l'aperitivo, una decina di persone in attesa che Berlusconi scenda dalle sue stanze. Arriva Berlusconi, parte un lungo applauso fantoziano. Bravo, grida una signora, manca un santo, un apostolo e ci siamo. Colpisce il look, camicia e giacca blu, pantaloni della tuta incredibilmente infeltriti e scarpe da ginnastica nere, metà statista, metà podista. Gli ospiti a uno vengono presentati al padrone di casa. Al turno del nostro autore, Sgarbi dice: lui è uno degli autori di Michele Santoro. Berlusconi, senza indugi, mi stringe vigorosamente la mano, racconta Luca Sommi. Che piacere averla qui. Come sta Michele? Me lo saluti tanto. Sembra sincero nel mostrare tutto questo affetto. Dopo i convenevoli, tutti in sala da pranzo, quella delle cene eleganti. Stanza sontuosa, ma anche no. Dipinti vedutisti, candelabri stile impero, tende damascate in bianco, in un angolo il televisore spento, nell'altro un dipinto antico. È di Parma come lei, è un parmigianino, dice Berlusconi. Non è proprio così, è una copia dell'Antea di Parmigianino che sta a Capodimonte a Napoli. Questa è anche ridimensionata, ma vabbè. Sul tavolo tanti carillon e tante mucche di plastica colorate. Ecco le uniche vacche delle cene eleganti, grida Berlusconi indicandole, e tutti giù a ridere. Arrivarono le prime portate del famoso menù tricolore. Berlusconi prende la scena. Cose politiche, nessuna notizia in particolare, ripete le cose di sempre, i giudici cattivi, Putin buono, i comunisti. Tutti in religioso silenzio nell'ascoltarlo. Durante una delle sue rare pause parte irriverente una domanda. Presidente, perché ha consentito a Matteo Renzi, che all'epoca era Presidente del Consiglio, di fare una riforma elettorale che svantaggia Forza Italia? Era uno dei punti del patto del Nazareno, l'accordo Renzi-Berlusconi che alzava la soglia del premio di maggioranza. E Berlusconi risponde: guardi, io avevo fatto un patto con Renzi, noi avremmo votato quella riforma a patto che lui avesse dato il via libera all'elezione di Giuliano Amato come prossimo Presidente della Repubblica, che mi aveva garantito attenzione al caso dell'Utri. Lui mi disse di Amato, naturalmente, avrebbe garantito attenzione al caso dell'Utri, interessante. Poi Amato naturalmente ha una faccia per ogni occasione. In ogni caso lui mi disse di sì, poi è stato eletto Sergio Mattarella. Mi ha fregato, ecco chi è Matteo Renzi. Succede anche ai migliori, scrive Luca Sommi. La cena poi prosegue con le tantissime barzellette raccontate dal padrone di casa. La cosa che colpisce di più è che tutti ridono e applaudono prima della fine di ogni barzelletta, una clac spontanea che fa sparire la vera risata che dovrebbe arrivare nel finale. A fine cena Berlusconi ha un regalo per le signore presenti, una borsetta di grande firma per ognuna di loro. Ne ha presa una di troppo, una signora ne chiede due, una per la sua mamma e Berlusconi gliela dà, generoso come sempre. A fine cena, a sorpresa, partono i tanti carillon che ornano la tavola e creano un'atmosfera surreale, intonano Jingle Bells, canzone natalizia, a fine giugno. Quando tutti vengono congedati, il padrone di casa chiede a Sgarbi e a pochi altri di fermarsi ancora un po'. Tra questi ci sono anch'io. Dettaglio: mentre ci si sposta nel salotto, Berlusconi vede sul tavolo 2 bicchierini di amaro intonsi. Erano stati serviti ma non bevuti. Li ficcona entrambi, è giusto non sprecare il cibo. Una volta sui divani, nuova domanda al padrone di casa su una notizia singolare. Perché ha finanziato un allevamento di colibrì di Margherita Hack? Gesto strano, visto che l'astrofisica è una delle sue più dure oppositrici. Risponde Berlusconi: perché quell'allevamento rischiava di chiudere e i colibrì sarebbero morti. Però telefonai alla signora Hack pregandola di non divulgare la notizia. Era pur sempre una comunista, ne sarebbe andata della mia reputazione. Risate e applausi degli astanti. A fine serata, verso le 2 di notte, Berlusconi ci accompagna a vedere la cappella di famiglia, mostra le ceneri dei suoi genitori e spiega del perché fossero lì. Il famoso mausoleo in giardino, da lui voluto, firmato da Pietro Cascella, non aveva le autorizzazioni. Vicino alla cappella di famiglia troneggia il bellissimo e macabro dipinto che Pietro Annigoni fece all'ex padrona di casa, Anna Casati Stampa, un anno prima di essere uccisa. La vicenda è nota: Camillo Casati ama vedere la moglie fare sesso con altri, lei si innamora di uno di questi giovani, lui lo scopre, uccide lei, lui e se stesso. La figlia minorenne rimane orfana,
Ma la sfortuna non si ferma qui. La ragazzina ha come pro tuttore Cesare Previti. Per farla breve, Berlusconi acquista Villa San Martino grazie a Previti per 500 milioni in lire, pagate con azioni delle società di Berlusconi, che poi la figlia rivende per monetizzare, sempre a lui per la metà. In pratica Berlusconi paga l'enorme tenuta, la casa, oltre 2 milioni di metri quadri intorno, solo 250 milioni di lire, che poi mette a garanzia di un prestito con le banche per una cifra superiore a 7 miliardi in lire. Sembrava eccessivo ricordarglielo lì, in casa sua. Presidente, questo dipinto racconta una storia tragica. Sì, povera donna, risponde Berlusconi, guardi com'era bella. Nessun'altra parola. È il momento delle foto. Però abbottonati la giacca, detto con tono paterno al cronista. A fine serata l'auto rimasta per rientrare a Milano è una sola. Le persone sono 6, non ci si sta. È andato a letto anche il personale di servizio. L'autore protagonista del nostro racconto, cioè il giornalista, appunto, chiede a Berlusconi la cortesia di chiamare un taxi. Berlusconi risponde: ma scherza? Salga sulla mia auto, il mio autista la porterà dove vuole. Le due auto si infilano nel viale, il cancello si sta aprendo, mi volto per guardarlo. Berlusconi, da solo, a braccia conserte, si accorge del mio voltarmi, stacca un braccio dal corpo e mi saluta con la testa un po' inclinata di lato. L'uomo al quale calzavano a pennello tutti gli aggettivi immaginabili, o meglio, quasi tutti. Questo è un bellissimo pezzo che Luca Sommi scrive oggi per il Fatto Quotidiano. Alla fine è un bellissimo pezzo, restituisce, direi, molto e molto rispettosamente anche la figura di Berlusconi. Alla fine è un uomo solo. Da un po' di malinconia, però è un bel pezzo, va detto, pagina 21 del Fatto Quotidiano di oggi. Tutt'altro pezzo invece è quello di Pietrangelo Buttafuoco, che è pubblicato in anticipo sul giornale di oggi, in anticipo rispetto al libro. Il libro di Buttafuoco, che è stato poi appena pubblicato da Longanesi, si intitola Beato lui, panegirico dell'arci-italiano Silvio Berlusconi, e il quotidiano Il Giornale oggi ne anticipa un pezzettino per gentile concessione dell'editore Longanesi. Viene pubblicata oggi dal giornale alle pagine 8 e 9 un anticipo, appunto, viene pubblicato un anticipo del nuovo libro di Pietrangelo Buttafuoco, epico, tragico, unico, italiano, la commedia umana del personaggio Berlusconi. Pietrangelo Buttafuoco racconta le gesta politiche, il carattere, le provocazioni, gli amori, i trionfi, le cadute di un protagonista del Novecento che ha cambiato il paese. C'è la recensione del libro firmata da Luigi Mascheroni, Dai giorni edilizi Brianzoli. La prima grossa operazione fatta da Berlusconi è su Brugherio per 4.000 persone, le residenze per 4.000 persone, con il finanziamento proveniente da una società svizzera di cui non si è mai saputo nulla, amministrata da un tal Rezzonico, comunque a Lugano. Comunque in ogni caso quello fu il primo affare quasi in Brianza, fino all'ultimo ballo di Palazzo Grazioli. Con beato lui, Buttafuoco scrive il primo libro postumo su Berlusconi, Imprese, fantasticherie, l'eroe più contemporaneo della contemporaneità. La vera domanda è politica, non letteraria. Adesso, finite le cronache e le analisi, come si potrà raccontare Silvio Berlusconi? Un romanzo già fatto, un pamphlet ce ne sono moltissimi, un J'accuse che noia, un saggio storiografico strafatto, sociologico antropologico anche no, una banale biografia ce ne sono tante, nessuna bella. La risposta migliore, scrive Mascheroni, è quella che Pietrangelo Buttafuoco ha vissuto. Pietrangelo Buttafuoco, chiedo scusa, la risposta migliore è quella di Pietrangelo Buttafuoco, giornalista così bravo da non avere un giornale, il quale, da spettatore, intellettuale, osservatore, ha vissuto tutta l'allegoria berlusconiana dagli irripetibili giorni edilizi Brianzoli, Milano 2, Milano 3, eccetera, fino al sogno tradito del Quirinale. Insomma, questo libro, beato lui, appena uscito e pubblicato da Longanesi, firmato da Pietrangelo Buttafuoco. Per quanto riguarda il giornale, vi segnalo a pagina 10 invece il punto di Felice Manti sulla riforma della giustizia che abbiamo già commentato prima. Effetto Berlusconi, o meglio, di cui abbiamo dato conto prima. Effetto Berlusconi, primo sì del governo alla riforma garantista, e il giornale evidenzia questo aspetto, cioè la cancellazione del reato di abuso d'ufficio. Sinistra e 5 Stelle contro l'abolizione, ma a sinistra c'è chi applaude.
Vietata la pubblicazione degli avvisi di garanzia, assoluzioni inappellabili, un collegio di GIP per le misure cautelari, prossimo passo, modifica del CSM e separazione delle carriere. Così anche il giornale. Secondo Gaetano Pecorella, intervistato da Luca Fazzo, a pagina 13, si doveva osare di più. L'appello va limitato anche per i reati gravi. Pecorella fu autore già della famosa legge Pecorella che fu bocciata dalla Corte Costituzionale. Se 3 giudici assolvono in primo grado, il ragionevole dubbio è sancito per sempre, osserva, direi giustamente Pecorella. La Corte è cambiata, ai miei tempi la guidava Flick, la Corte Costituzionale, per quello bocciò la mia legge, perché era molto vicino ai magistrati, il professor Flick. Le intercettazioni, sacrosanto il principio del ministro, ma secondo me alla fine qui non cambierà nulla. Insomma, Gaetano Pecorella si potrebbe immaginare che sia soddisfatto nel vedere una norma che lui aveva fatto varare 17 anni fa e che fu bocciata dalla Corte Costituzionale. E invece no, perché il battagliero avvocato dice così non basta, si poteva osare di più, anzi si doveva osare di più. E la norma è quella che nel 2006, legge Pecorella, prevedeva l'impossibilità per i pubblici ministeri di presentare appello contro le sentenze di assoluzione. Le procure insorsero e l'anno dopo la Corte Costituzionale dichiarò la norma illegittima. Ora questa norma fa parte del disegno di legge del ministro Nordio. Lo spirito è apprezzabile, osserva Pecorella, ma il contenuto no. Per quel che ho letto, ad essere inappellabili sarebbero solo le assoluzioni per reati poco gravi. Che senso ha? Come si può ritenere che l'imputato di un reato grave abbia meno garanzie, quando è proprio quello che rischia di più in caso di condanna? Il concetto è semplice e vale per tutti. Se 3 giudici in primo grado hanno assolto, da quel momento il ragionevole dubbio è sancito per sempre. Pensate alla vicenda di Stasi, no? Assolto e poi condannato. Non ci sarà sempre il ragionevole dubbio, per forza che ci sarà sempre. Questo credo che abbia perfettamente ragione l'avvocato Pecorella. Se tu vieni assolto in primo grado e ti condannano in secondo, il ragionevole dubbio esisterà per sempre. Nordio deve osare di più. Ma non rischierebbe, chiede Fazzo, di andare a sbattere anche lui contro la Corte Costituzionale? L'avvocato Pecorella risponde: i tempi sono cambiati, è cambiata l'influenza dei magistrati sulla Corte Costituzionale. Quando la mia legge nel 2006 venne portata all'esame della Corte Costituzionale, relatore fu Giovanni Maria Flick, molto vicino alla magistratura, lui stesso magistrato, pubblico ministero. Ora la Corte è cambiata, tanto che la proposta di rendere inappellabile tutte le soluzioni era contenuta nel progetto di riforma firmato da Giorgio Lattanzi, grande giurista che è stato presidente della Corte Costituzionale. L'Associazione Nazionale Magistrati insorge, attacca un altro provvedimento, cioè il fatto che a decidere sulla carcerazione preventiva non sarà più un solo giudice, ma un tribunale composto da 3 magistrati. Il tutto peraltro scatterà fra 2 anni, come abbiamo visto. Secondo la ANM si paralizzerebbe così la macchina della giustizia. Ma a me, dice l'avvocato Pecorella a Il Giornale, pagina 13, a me preoccupa un altro aspetto, una conseguenza indiretta di questa innovazione. Se durante le indagini preliminari un indagato viene messo in carcere su decisione di 3 magistrati che ritengono consistenti le prove a suo carico, quando si arriva a processo, cosa succede? Magari a decidere è un unico giudice, che per assolvere l'imputato dovrebbe sconfessare l'operato di 3 colleghi che l'hanno preceduto. Il rischio a quel punto è che tutto si giochi nella fase preliminare, nello scontro sulla custodia in carcere, vuotando il processo che invece deve restare il cuore di tutto. Ed è un'osservazione molto acuta quella che fa l'avvocato Pecorella in questo caso. Cioè, se tu dici 3 giudici devono decidere se uno viene messo in carcere o no, poi cosa succede dopo quando si arriva a processo? Magari a decidere è un solo giudice, il quale per assolvere l'imputato deve sconfessare l'operato di 3 colleghi che l'hanno carcerato prima. Il rischio a quel punto è che tutto si giochi qui, in questa prima fase, e che si svuoti il processo di contenuto. Infine, l'Associazione Nazionale dei Magistrati si allea con i giornalisti per murare un altro passaggio chiave del progetto Nordio, cioè la proibizione di pubblicare intercettazioni che non sono contenute nei provvedimenti dei giudici, comprese il fatto che non si pubblicheranno più intercettazioni
anche se sono depositate alle parti. Questo eterno conflitto tra diritto alla riservatezza e diritto di cronaca non è nuovo. Il ministro, osserva Pecorella, parte da un principio sacrosanto: il diritto dei cittadini a essere informati riguarda solo elementi rilevanti ai fini del processo penale. Non è che siccome uno è indagato i suoi fatti privati devono diventare di dominio pubblico, ma secondo me, conclude Pecorella, andrà a finire che i giudici metteranno, con la scusa di delineare la personalità dell'indagato, anche elementi irrilevanti ai fini del processo, e così tutto potrà essere pubblicato e non cambierà assolutamente niente, dice Pecorella, che ne ha viste di cotte e di crude, quindi è molto empirico, quasi cinico. Il governo invece guarda al futuro. Elon Musk vede Meloni e Tajani, questo racconta sempre il giornale a pagina 14, al centro degli incontri la denatalità, l'intelligenza artificiale. Qualcuno dice anche però l'appoggio del governo contro le nuove regole europee su internet e sullo hate speech, i discorsi d'odio. L'intelligenza artificiale è talmente potente da sottometterci, ha detto Elon Musk. Giorgia Meloni ha parlato di un incontro proficuo, mentre il prossimo appuntamento di Musk è a Parigi. Macron proverà a convincere l'uomo d'affari a portare a Parigi la sua nuova Gigafactory della Tesla. C'è anche la foto appunto di Giorgia Meloni sorridentissima con Elon Musk a Palazzo Chigi. Mentre vi segnalo sul giornale, per la pagina di cultura, un bell'articolo di Andrea Brusoni sul mitico disegnatore e fumettista Andrea Pazienza, la fretta di rivoluzionare il fumetto, un ritratto a 35 anni dalla morte. Fu un genio dalla culla alla tomba. Passioni, eccessi, invenzioni, premonizioni, anche la schiavitù della droga di un grande artista. Il primo disegno lo fece a 18 mesi, un anno e mezzo, un orso. Pompeo, capolavoro dell'87, racconta la sua vita e la sua morte. Alcune opere di Andrea Pazienza sono pubblicate nella pagina 31 del giornale. Tratti inconfondibili, un talento, linguaggio diretto e cultura dell'immagine. Un grande artista, scrive il giornale, mentre abbiamo citato prima al volo un articolo che compare in primo piano nel dorso napoletano del Mattino di Napoli, pagina 22, sull'emergenza giovanile e sul SOS lanciato dai pubblici ministeri del Tribunale dei Minori di Napoli, un SOS particolarmente crudo. Questi minori sono attratti dal sangue e imitano i terroristi islamici, i minori che appartengono alle baby gang napoletane. In tanti scaricano immagini shock, lo si è visto dai cellulari sequestrati. Gomorra è roba vecchia, la paranza dei bambini è superata, il percorso dei baby criminali a Napoli oggi segue dinamiche ipersoniche, difficili da intercettare. L'osservatorio più attento resta quello dell'ufficio di procura per i minori diretto da Maria de Lutzenberger, che negli ultimi anni è riuscita a dare un impulso importante non solo sulla repressione. 2 giorni fa nella biblioteca di Castel Capuano, scrive Il Mattino, è stata presentata un'importante ricerca curata da 2 docenti, Giacomo Di Gennaro della Federico II e Maria Luisa Iavarone dell'Università Partenope, confluita nella pubblicazione del libro intitolato Ragazzi che sparano, viaggio nella devianza grave minorile, edito da Franco Angeli. In quell'occasione la procuratrice De Lutzenberger ha rivelato alcune esperienze raccolte nel corso di recenti indagini a carico di giovanissimi, alcuni dei quali coinvolti anche in reati gravi come l'associazione mafiosa. Un giorno, nel rione Conocal di Ponticelli, ha detto il magistrato, mi colpì una frase scritta con la vernice spray su un muro. Quando moriremo andremo in paradiso perché l'inferno l'abbiamo già conosciuto qui. Dietro le personalità dei ragazzi che delinquono, racconta la procuratrice, c'è una costruzione criminale che oggi supera perfino i modelli di certe fiction. Pensate che dall'esame di tanti cellulari sequestrati a ragazzini che hanno problemi con la giustizia emergono file terrificanti, molti dei quali contengono video di violenza efferata, a cominciare dalle esecuzioni sommarie dei combattenti dell'ISIS, sgozzamenti e altri tipi di esecuzioni. La casistica è piena di esempi inquietanti. Voglio sposarmi un camorrista, ha scritto in un tema a scuola una ragazzina 14enne. Dottor, ha affermato candidamente al PM un altro minore coinvolto in inchieste sulla criminalità organizzata, area metropolitana di Napoli. Io, quando ho tra le mani un Kalashnikov, lo accarezzo e provo più piacere di quando sto con la mia fidanzata. Mi eccito. E ancora la confessione del battesimo di fuoco imposta a un minore.
Un giorno mio zio mi portò in una zona di campagna, scesi dalla macchina, mi diede tra le mani una pistola, mi disse di sparare a una lattina che faceva da bersaglio. Dopo una settimana tornammo in quella terra e il bersaglio diventarono gli animali, un gatto, un cane o una zoccola, la prima cosa vivente che si muovesse tra il verde. 15 giorni dopo fu lui, mio zio, a diventare il bersaglio dei killer del clan rivale. Si sfata anche un vecchio tabù. È pur sempre vero, come dice il procuratore generale Luigi Riello, che i muschilli, protagonisti di scippi, rapine e spaccio, spesso rappresentano il serbatoio al quale attingeranno i clan della Camorra in cerca di nuove leve. Ma è altrettanto significativo che oggi la Camorra napoletana non riesce più a gestire la microcriminalità minorile, contrariamente a quello che succede in Calabria con l''ndrangheta e per molti versi anche Cosa Nostra in Sicilia. Le cosche in Calabria e Sicilia impongono il loro diktat e vietano la commissione di reati predatori ai minorenni. Le gang di giovanissimi invece nel napoletano costituiscono espressione di una latitanza degli esponenti di vertice dei clan camorristici, capaci di assicurare il controllo sul territorio. Insomma, i piccoli della camorra sono più indisciplinati, fanno più quello che vogliono rispetto ai piccoli di mafia e 'ndrangheta. Tornando al libro di Iavarone Di Gennaro, che si impreziosisce della prefazione firmata dall'ex prefetto di Napoli Marco Valentini, uno degli aspetti più interessanti della ricerca riguarda le cifre del fenomeno della devianza, numeri che disegnano il racconto criminale egemone tra i ragazzi. Nell'arco di tempo 2004-2021 è Napoli la città metropolitana del sud con il più alto numero di minorenni denunciati o arrestati per reati associativi di tipo mafioso. Napoli sbaraglia con il 33% del totale di denunce, Catania che è al secondo posto, 25, Bari 14, Reggio Calabria 13, Messina 8. Nel 2021, sempre a Napoli, i minori denunciati sono stati 801, 139 i procedimenti per armi da fuoco a carico di minorenni tra il 2016 e il 2018, 192 le richieste di rinvio a giudizio. Delineata anche la mappa dei quartieri più a rischio, in testa l'area orientale, Ponticelli, Barra, San Giovanni e poi il centro storico, Monte Calvario, San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale. Pagina 22 del mattino di oggi. Il tempo, andiamo veloci, sono le 9:18, poi vi lascio con Alessandro Panza e la sua rubrica Orizzonti Verticali e poi il resto della mattinata, poi diamo una scorsa anche alla pagina Facebook di Radio Libertà. E prima ancora direi quantomeno ci ascoltiamo un altro brano musicale tra quelli che il nostro Federico Borsari ha previsto per oggi. C'è anche Dino Ciani, oggi da ricordare, un grandissimo pianista, lo ricordiamo prima delle 9:30. Allora, mette sull'Italia l'abbiamo già visto. Dalla Prealpina, Nesino invece, sono state depositate le motivazioni della sentenza a proposito di criminalità dello scorso 7 marzo, Tribunale di Varese, che ha assolto per 2 violenze sessuali ferroviarie del 3 dicembre del 21 il 23enne Anthony Fusi Mantegazza e il 28enne Hamza Elayar. La lettura delle 19 pagine di motivazione permette di capire perché il Tribunale di Varese ha assolto i 2 imputati dall'accusa di aver violentato una ragazza sul treno in viaggio tra Tradate e Benegono Inferiore e di averne aggredita sessualmente un'altra in stazione. Chiare anche le indicazioni che arrivano da interrogatori nella fase delle indagini e in aula. Potrebbero essere invece 2 stranieri i cui nomi sono stati fatti da uno degli indagati. Uno dei 2 avrebbe anche confessato parlando al telefono con lo stesso Elayar. Insomma, uno dei 2 imputati assolti ha indicato i veri colpevoli per lo stupro sul treno. Per fortuna, giustizia in questo caso sembra essere stata veramente fatta. Invece, per quanto concerne la riforma della giustizia a Nordio, su Repubblica, pagina 4, c'è l'elenco delle notizie che non avremmo letto, cioè se fosse stata in vigore già questa riforma prima non avremmo letto tante notizie, è la stretta sulle intercettazioni. Secondo l'avvocato Pecorella non cambierà nulla, secondo Repubblica invece è un rischio pesantissimo quello di non leggere più determinate notizie. La stretta sulle intercettazioni, targata Nordio, prevede che si potranno diffondere solo quelle già passate al vaglio del giudice e questo è intollerabile secondo anche il costituzionalista Gaetano Azzariti, si svilisce il ruolo del giornalismo investigativo. Ora, il giornalismo investigativo può investigare
anche a prescindere dalla pubblicazione di intercettazioni. Comunque, al di là di questo, vi segnalo anche, visto che siamo a Repubblica, un altro articolo, quello del professor Isaia Sales, noto per i suoi studi sul meridione d'Italia, tra le altre cose, comunista, PC, PDS, PD, eccetera, eccetera. Comunque, il tema della riflessione di primo piano su Repubblica del professor Sales oggi è la santificazione laica di Berlusconi e le amnesie di un paese che trasfigura in virtù i suoi peggiori vizi. Abbiamo visto uno Stato che ha dimostrato di avere la memoria troppo corta. A incorniciare l'articolo la foto di Silvio Berlusconi che stringe la mano Giulio Andreotti, cioè due luridi a confronto, secondo questo punto di vista, ovviamente, di Repubblica. In ogni caso, cambiando argomento, ma sempre rimanendo a Repubblica, l'Italia non è pronta a ratificare il MES, il meccanismo salva stati europeo, ma l'Unione Europea prepara una revisione del testo. Ne ha parlato il commissario europeo, già premier del PD, Gentiloni. Difficoltà in Parlamento. Il direttore del MES, Gramegna, però dice di aver dato rassicurazioni al ministro Giorgetti sul fatto che il MES verrà cambiato. C'è una pagina di Repubblica da Bologna dedicata anche all'ultimo saluto, oggi funerali a Bologna per Flavia Prodi, la moglie di Romano Prodi. Il dolore di Romano Prodi, il quale ha detto: temo di rimanere solo, temo la solitudine. Le visite del cardinale Zuppi e di Elly Schlein, la processione davanti a casa per lasciare fiori, biglietti e rosari. Attesi Draghi, Letta e Monti. Anche Repubblica si occupa di Elon Musk da Giorgia Meloni e, secondo Repubblica, ci sarà un'asta europea per la fabbrica Tesla. Il patrono di Twitter e SpaceX a Palazzo Chigi oggi sarà a Parigi. Dovrà scegliere Francia o Italia per la sede del maxi impianto per le batterie della Tesla. In auto è stato imbottigliato nel traffico romano Elon Musk. Mentre un articolo decisamente più interessante è quello di Laura Lucchini, siamo a pagina 21 di Repubblica, da Kiev, nella clinica maternità surrogata dove né in i bambini per chi se li può comprare. La mamma, Olga Sivak, 36 anni, foto di Repubblica, mostra sul cellulare la foto recente di uno dei due bambini che ha partorito per alta maternità surrogata. Uno dei due è figlio di una coppia tedesca. Per lui, Olga ha ricevuto 14.000 euro. Questa donna, 36enne ucraina, ha anche due figli naturali di 11 e 15 anni. Una legge vuole cambiare il sistema perché adesso l'Ucraina stessa ha bisogno di bambini, non di sfornarli e di venderli ad altri. Olga ha ricevuto 14.000 euro per questo neonato per una coppia tedesca e nemmeno la guerra ha fermato il traffico di bambini, di uteri in affitto, anzi in vendita. Per quanto concerne sempre Repubblica, pagina 23, il nucleare tra Stati Uniti e Iran è in corso un negoziato segreto con un mezzo sì anche da Israele, racconta da New York Paolo Mastrolilli. Il patto prevede lo stop all'arricchimento dell'uranio in cambio di sanzioni più leggere. Pagina rurale di Repubblica, anniversario, tanti auguri a Joyce Carol Oates. Michael Cunningham, scrittore, festeggia gli 85 anni della Oates, definita la più importante autrice americana vivente. In Italia esce il nuovo romanzo di Joyce Carol Oates, Babysitter, edito da La Nave Teseo. Sulla Stampa invece, anche qui c'è la Geremiade sulle notizie che spariranno a causa della riforma Nordio, un'intervista a Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e avvocato celeberrimo. Finora l'abuso d'ufficio ha paralizzato la pubblica amministrazione, meglio eliminarlo. Non ci saranno censure sull'informazione, l'abrogazione andava fatta sull'abuso d'ufficio, ma temo che i PM utilizzino altri reati per procedere. Sulle intercettazioni sarà sempre possibile pubblicare quelle essenziali. Un'informazione completa impone di attendere che il materiale sia completo. Da penalista trovo giusto che le persone siano interrogate prima dell'arresto. Il procuratore aggiunto di Roma Giuseppe Cascini ovviamente la pensa diversamente, l'approccio ideologico di Nordio è deludente, si legittimano i soprusi, nessun altro paese legalizza le prevaricazioni, eccetera. Di Tajani che si fa eleggere presidente a tempo abbiamo visto, c'è Don Matteo Prodi che parla della zia Flavia, la moglie di Romano Prodi che è scomparsa, mente brillante, con Romano era un corpo solo.
sarà il prete, nipote di Prodi, appunto Don Matteo Prodi, a celebrare i funerali della zia. Ha avuto una vita bellissima, adesso se ne vedranno i frutti. Invece Domenico Quirico sulla Stampa si occupa dell'orrore del Sudan. L'orrore negli occhi, città in fiamme, una pioggia di sangue, nei disegni dei bambini il racconto di un conflitto in Sudan dimenticato e terribile, scrive Domenico Quirico con la consueta sensibilità. Un articolone lungo dedicato a Elon Musk, intelligenza artificiale, Meloni, Musk a Roma, lavoriamo per evitare il caos, e poi Giorgetti che dice sul MES non cediamo. Vi segnalo un articolo a proposito di uteri in affitto della già presidente della sezione della sezione della Corte di Cassazione, la magistrata Gabriella Luccioli, nella pagina dei commenti della Stampa di Torino di oggi. La gestazione per altri, i diritti dimenticati, una pratica lesiva della dignità della donna e del bambino. Un articolo critico, molto critico sulla gestazione per altri a pagina di commento della Stampa. Intanto invece, secondo la Stampa, il presidente del Piemonte si ricandiderà, Cirio, sempre più vicino alla sua ricandidatura, con una lista che potrebbe chiamarsi Piemonte nel cuore. Ci salutiamo qua con il professor Franco Battaglia che intervista Daniele Mazza, docente al Politecnico di Torino. Diffidate delle Cassandre sul clima, non sono scientifiche. Chi annuncia catastrofi in 5 anni è lo stesso che ignora come a parità di CO2 ci sia sempre stata un'alternanza caldo-freddo. E Giorgia Paccione di Bello invece si occupa della BCE che alza ancora i tassi e dà una bella mazzata a famiglie e imprese. C'è anche il premio Amicone del nostro amico Emanuele Boffi, direttore di Tempi. Questo fine settimana, da oggi a domenica, a Caorle il premio Amicone andrà alla Tamaro e al giornalista cinese dissidente Liao Jivu. Leggetevi l'ultimo libro di Liao Jivu, è bellissimo. Mentre ci salutiamo qui e lasciamo spazio, c'è anche Drupi, intervistato il cantante su La Verità a pagina 21. Ho successo perché sono un provinciale e suono da provinciale. Il cantante non si è mai allontanato da Pavia. Rifiutai una casa a Roma pagata. Nemmeno Mike Bongiorno mi convinse a prenderne una a Milano 2. Faccio canzoni di paese. Così ci salutiamo e intanto ci lasciamo con Dino Ciani. Grazie a Federico Borsari in regia, un cordiale saluto a tutti. Non perdetevi poi Alessandro Panza con il suo Orizzonti Verticali e Pierluigi Pellegrini in mattinata con Oltre la pagina, poi Sammy Varin dalle 13 alle 15, scoppiettante come al solito, e Zoom di Antonino Danna dalle 18 alle 20.
Qui Parlamento. Grazie Presidente, grazie Ministro. Il numero degli incidenti automobilistici che si verificano annualmente sulle strade urbane ed extraurbane italiane, malgrado i diversi tentativi di ridurne la portata, non accenna a diminuire in maniera significativa. Emerge quindi la necessità di interventi immediati e innovativi sul tema della sicurezza stradale, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta affrontando in modo organico. In tal senso, i dispositivi elettronici di controllo della velocità, i cosiddetti autovelox, sono certamente strumenti utili per limitare danni e incidenti,